Buongiorno a tutti. Un breve saluto da parte dell'Istituto regionale etnografico, in particolare agli studenti che sono qui presenti, che per noi sono sempre un grande obiettivo. Siamo giunti alla terza puntata di questo ciclo di convegni su Grazia Deledda, in occasione del 150° della nascita. Dopo Cagliari e Sassari chiudiamo, speriamo in bellezza, a Nuoro. Mi preme fare dei ringraziamenti perché organizzare un ciclo di convegni come questo ha richiesto una capacità organizzativa non indifferente. Intanto vorrei ringraziare la consulta scientifica dell'Istituto regionale etnografico per questi convegni, composta dalle saggiste Neria De Giovanni e Maria Elvira Ciusa, che non sono oggi qui presenti in aula, ma evidentemente ci stanno seguendo, composta anche dai professori universitari Dino Manca e Duilo Caucci, rispettivamente dell'Università di Sassari e dell'Università di Cagliari. È stato un lavoro proficuo, molto interessante per tutti noi e credo che abbia arricchito tutti, oltre che il contenuto di questo ciclo di convegni. Un ringraziamento, permettetemi, alla struttura organizzativa dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna. Cito solo due nomi in ragione delle competenze di coordinamento che svolgono, Francesca Cappai e Ignazio Figus, perché senza il contributo e la struttura dell'Istituto non sarebbe possibile non solo fare evidentemente organizzare questi convegni, ma neppure svolgere l'attività che c'è istituzionalmente deputata e che è declinata, chi ci segue lo sa, in diverso modo. Un ringraziamento, lo vedo qui in auditorium, a Franca Rosa Contu. Ne approfitto per ringraziarla per i suoi tanti anni di attività all'Istituto. È stata per tanti anni responsabile del settore musei e quindi non succede sempre, ma talvolta succede che chi poi va a riposo lascia comunque un solco importante nei processi, nell'organizzazione, nella storia dell'Istituto, e così è successo per Franca Rosa. Grazie. Annuncio adesso il saluto del sindaco di Nuoro in attesa di un contributo video della vicepresidente della Regione Sardegna, l'assessore Alessandra Zedda. Dopodiché prenderà la parola la dottoressa Stefania Masala, in qualità di già commissario dell'Istituto, che coordinerà i lavori di questa sessione e che, come dire, tanto si è spesa quando era commissario per l'organizzazione di questo ciclo di convegni e per portare i convegni anche fuori Nuoro, in particolare a Cagliari e Sassari, come ben sapete. Prego il sindaco. Buongiorno a tutti e buongiorno alla dottoressa Masala e agli illustri relatori presenti, sia in questo desco che in aula, per quelli che parteciperanno a queste intense giornate dedicate a Grazia Deledda, in cui la Sardegna rende omaggio alla scrittrice premio Nobel, come dice il titolo del manifesto. Per me è un onore portare i saluti del comune, dell'amministrazione comunale a queste giornate celebrative di Grazia in occasione del suo 150° anniversario della nascita. Ringrazio l'Istituto Superiore Regionale Etnografico nella persona della sua già commissaria e per quanto riguarda il personale, tutto il personale, dirigenti
e funzionari che con determinazione e lungimiranza si sono spesi per organizzare al meglio queste giornate speciali dedicate a Grazia Deledda, e ringrazio anche naturalmente il comitato scientifico che tanto contributo ha dato nelle sue singole soggettività agli studi su Grazia Deledda e nel suo complesso per l'organizzazione di questi convegni. Parlare di Grazia Deledda a 150 anni dalla nascita e mi rivolgo specialmente ai ragazzi qui presenti, è dare un messaggio molto forte che ha varie sfaccettature. Innanzitutto ripeto soprattutto ai ragazzi, vi faccio un invito alla lettura di Grazia Deledda. Dovete sapere che io sono figlio di un insegnante di italiano e quando ero a scuola e ho fatto il liceo classico gli dicevo: mamma, ma come mai non ci fanno leggere Grazia Deledda approfonditamente? E lei diceva: ma Grazia Deledda rispetto a Verga, Pirandello, dai, è un'altra cosa, non è così grande. Eppure, per intenderci, tra la famiglia di Grazia Deledda e la famiglia di mia mamma c'erano dei rapporti intensissimi. Io l'ho iniziata a leggere a quell'epoca un pochettino e adesso da sindaco, però preparandomi ai 150 anni, l'ho riletta tutta ad un fiato. Ho letto Cenere, Ledera, Canne al vento, Elias Bortolo, un po' di novelle. E cosa mi è successo? Che mi sono immerso in un mondo nuovo, in un mondo che si è rivelato ai miei occhi con una originalità, una modernità, una lungimiranza di messaggio, un orizzonte di senso che era valido allora ed era, diciamo, antesignano, all'avanguardia allora all'epoca di Grazia Deledda, e oggi lo è ancora di più. Per cui l'invito, ragazzi, è quello di leggere Grazia Deledda, specialmente i suoi romanzi, diciamo così, principali, partendo da Canne al vento e sicuramente passando per Cosima. Perché? Perché si può imparare tantissimo. Innanzitutto il messaggio è la sua vita stessa, perché questa ragazza, questa bambina del 1871, del 28 settembre del 1871, già da bambina aveva un sogno, che era quello di diventare una grande scrittrice, di scrivere in maniera universale, per lanciare un messaggio di una Sardegna diversa, per costruire una nuova immagine della Sardegna, un po' il Manzoni della Sardegna. Questo ce l'aveva fin da quando era piccola, e pensate, fece questi sogni che si trasformarono in progetti di vita avendo appena la quarta elementare ed essendo ripetente con la quarta elementare e avendo l'istruzione soprattutto data da uno zio prete che era lo zio Cambosu, fratello della mamma. Quindi immaginatevi che ostacoli doveva superare lei, che era madrelingua sarda, quindi andava a scrivere in italiano, però la sua lingua non era l'italiano, come che noi oggi scriviamo in inglese, più o meno. Mica possiamo scrivere bene in inglese se non abbiamo una grande determinazione nel farlo e nell'apprenderlo. Ebbene, questa ragazza subito venne avversata dalla sua comunità, avversata dalla sua famiglia. Quando noi leggiamo Cosima e si vede la confessione della mamma Francesca Cambosu al servo della vigna, che anche qui un messaggio importantissimo, era un ex galeotto continentale, quindi immigrato nella zona di Badue Carros, e quindi ci dà il messaggio della seconda chance, della vita di espiazione, di peccati, della pena e del reinserimento sociale dell'ex detenuto. Ecco, quando la mamma si confessa con questo servo, si confessa e gli dice: ma io sì, sono preoccupata per gli altri, perché quello beve, quello dissipa il patrimonio, ma sono preoccupato per Grazia, perché questa scrive, ma non è il destino che deve avere, perché non si sposerà, perché non farà la massaia di casa. E lei questo messaggio lo recepisce, e però vince anche questo ostacolo. Pensate, vincere gli ostacoli della propria famiglia, delle zie, della comunità, che non le dava quella considerazione che doveva avere. Quindi una donna che supera tutti gli ostacoli, una donna. Per noi oggi è facile parlare di donne, abbiamo una dirigente regionale commissaria dell'ISRE, abbiamo il ministro dell'interno, il ministro della giustizia, che sono donne. Ma la donna allora non era così. Non era così. La donna ha iniziato a votare nel 1946 con referendum costituzionale, con referendum Repubblica Monarchia.
La donna non aveva un ruolo se non nella cucina di casa, in quella bellissima cucina descritta in Cosima e presente al Museo Nazionale, che è la casa di Grazia Deledda, gestito dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico. Ecco, questa donna ha superato tutti gli ostacoli. Perché? Perché se l'è messo in testa. E sapete cosa ha fatto per superare tutti gli ostacoli? E questo è l'altro messaggio politico importantissimo. Ha studiato, si è applicata, ha studiato tantissimo, ha letto tantissimo, leggeva in maniera incredibile i francesi, i russi, gli italiani contemporanei, e si è fatta una cultura, e con questa cultura ha sfondato, è andata avanti, si è affermata nella vita, si è affermata a livello internazionale, proprio con questa cultura, con questa chance. Quindi immaginiamoci cosa si può fare quando si crede in se stessi e ci si applica e si è disposti a superare gli ostacoli. Lei degli ostacoli lo dice in maniera molto chiara quando venne intervistata da Gavino Gabriel, non mi ricordo in quale anno, degli anni 30, e raccontò l'episodio della leggenda di cosa capita al figlio che si presenta al padre e vuole fare il poeta, no? E questa leggenda dice: la prima volta si presenta il figlio al padre pastore e gli dice che vuole fare il poeta e viene mandato sulla montagna. La seconda volta viene sgridato. La terza volta, evidentemente, quella è la sua strada e la deve perseguire e il padre lo aiuta a perseguirla. Ecco, quindi determinazione, applicazione, studio, apertura mentale. L'altro grande insegnamento che ci dà Grazia Deledda dal punto di vista politico è l'attaccamento alla Sardegna. La Sardegna che l'aveva trattata male, sostanzialmente, che non l'aveva voluta in qualche maniera, proprio la sua comunità nuorese, è stata sempre al centro delle sue riflessioni. È la nuova immagine della Sardegna che ha voluto dare, e questo è un grandissimo insegnamento anche per noi. Insomma, mi scusi il resto dell'uditorio, ragazzi, studiamo Grazia Deledda perché è un esempio di vita. Il vero premio Nobel l'ha vinto con la sua stessa vita. E concludo facendo riferimento a 3 grandi messaggi che sono stati posti in luce dal bellissimo documentario di Cecilia Mangini che si chiama Grazia Deledda, la rivoluzionaria, e che è stato prodotto proprio dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico. E Cecilia Mangini, magari voi non lo sapete, però è una delle più grandi documentariste del Novecento, che è morta molto anziana e che già dagli anni 50 era innamorata di Grazia Deledda e in generale della letteratura femminile. E Cecilia Mangini, insieme a Paolo Pisanelli, realizzano un documentario commissionato dall'ISRE, realizzato in massima parte a Nuoro, e l'ha intitolato La rivoluzionaria, perché Grazia ci ha dato 3 messaggi rivoluzionari, almeno 3 messaggi rivoluzionari. Il primo è la tutela degli umili e la valorizzazione degli umili nei suoi romanzi, Efix, Elia, in Cosima, eccetera, eccetera, eccetera. La tutela degli umili e la valorizzazione degli umili è uno dei messaggi principali di quello che dobbiamo fare nel nostro futuro. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, al primo punto dei suoi 17 obiettivi, dei suoi 17 goal, che devono confermare la programmazione del pianeta, cioè a combattere la povertà. Il secondo punto rivoluzionario per Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli è il ruolo della donna nella società, da affermare con grande determinazione, da combattere tutte le battaglie per fare affermare i ruoli delle donne. E cosa non è altro che la supremazia nell'agenda politica delle politiche di genere di cui noi oggi parliamo e lei ne parlava 100 anni fa. Pensate, una donna che nel 1909, non essendoci il diritto di elettorato passivo e attivo per le donne, si è candidata o è stata candidata. Una donna che nel 1914 partecipa al congresso sul futuro della Sardegna di Castel Sant'Angelo con Francesco Cocorto e altri politici importanti della Sardegna per discutere del futuro della Sardegna. Lei è unica donna emigrata a Roma, naturalmente emigrata, ma un'emigrata, diciamo così, di lusso, perché era già una scrittrice affermata. Il terzo messaggio che ci dà è la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dell'ambiente.
i paesaggi, la modalità con cui lei descrive i paesaggi della nostra Sardegna, ma non solo della nostra Sardegna, del Po, di Cicognara, che della zona vicino a Mantova, dove era nato il marito Alessandro Medesani, oppure di Cervia, che aveva scelto come luogo per le sue vacanze e dove aveva comprato una casa vicino sul mare all'epoca. Ecco, la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dell'ambiente che si desume dai suoi paesaggi e che si desume sempre da un pezzo di quel discorso che voi potete sentire anche entrando su Google, che lei fa e che viene attribuito dalla Vulgata Popolare al discorso per il Nobel. In realtà non è stato fatto per il Nobel, però è un discorso dove lei chiarisce la sua musa ispiratrice chi è, e chi è? È la natura. Era il Monte Ortobene, era il Corrasi, il Monte Digonale, il Cedrino, le rive del Cedrino. Ecco, la natura. E cos'è questa natura oggi? Si chiama sostenibilità ambientale, si chiama il nostro futuro. Quindi il ruolo della donna, tutela degli umidi e natura, se noi li giriamo in ottica moderna, sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, 17 obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che nel 2015 sono stati scelti per intraprendere la strada del futuro. Sono i vostri obiettivi e lei ce li ha dati 150 anni fa. Ecco, con questo augurio che ognuno di voi possa arricchirsi da questa fonte, così come lei si è arricchita e si è ispirata alla fonte della natura e dell'umanità. Vi auguro di raggiungere gli obiettivi che vi mettete in testa, sapendo che qua a Nuoro 150 anni fa è nata una grande nuorese, una grande sarda, una grande italiana. Grazie. Grazie al sindaco Sottu, anche perché ci ha consentito di rifare un ripasso un po' sulla vita di Grazia Deledda, che normalmente noi poi trascuriamo anche nel convegno, perché diamo sicuramente più spazio a dei contenuti che riguardano ovviamente gli ambiti letterari, mentre è importante ricordare il suo percorso di vita, perché è stato un esempio per tutti, spesso dimenticato, e che invece dobbiamo assolutamente riprendere in mano. E quindi mi associo con grande piacere nella filosofia appena accennata, soprattutto per i giovani, ovviamente i relatori che conoscono Grazia Deledda e gli altri partecipanti hanno già acquisito questa informazione, nel non smettere mai di sognare, perché Grazia Deledda in fin dei conti questo ha fatto, quindi a voi giovani. Tra l'altro Nuoro è un comune che produce veramente grandi personaggi, chiamiamoli così, non voglio dire personalità, però ho conosciuto tanti di voi che hanno delle grandi capacità, delle doti messe a frutto, dall'arte allo sport, alla letteratura, alla matematica, quindi evidentemente è una bella fucina, ecco, un comune che produce veramente tanto di questo. Quindi sono sicura che parlando a voi non smettere di sognare sapete già di che cosa parlo, però è importantissimo perché Grazia questo ce l'ha dimostrato pienamente in un periodo storico dove oggettivamente poi era veramente inimmaginabile che lei, donna, potesse arrivare a fare quello che ha fatto. E oggi partiamo immediatamente in apertura con una relazione del professor Dino Manca, la relazione intitolata Grazia Deledda e gli altri. Intanto il primo percorso è un'ambientazione del mondo di Grazia Deledda e il mondo sardo, per cui Dino ci porta in questo percorso, la produzione letteraria in lingua italiana tra 800 e 900 in Sardegna. Il professor Dino Manca è stato già presentato da dottor Marcello Mele, è docente del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Sassari e ha compartecipato, coordinato la consulta scientifica con Duilio Caocci, che presenterò dopo, e con le saggiste Neria De Giovanni e Maria Elvira Ciuse, che ha consentito quindi di mettere a frutto questo importante ciclo di giornate delle Diane che si chiude oggi a Nuoro e che noi invece abbiamo l'onore di aprire oggi a Nuoro. Quindi passerei la parola al professor Manca. Grazie a tutti, grazie Stefania.
Allora, diciamo che la testualità che finora è stata variamente prodotta in Sardegna è stata, quando è stata, erroneamente considerata come parte integrante ed esclusiva della letteratura italiana. Come se la produzione letteraria sarda, in lingua italiana, in lingua sarda, ma in tutte le lingue in cui si è prodotta una testualità, ne avesse da sempre fatto parte, e come se non avesse anch'essa una storia particolare inserita con una sua specificità nel contesto mediterraneo. Particolare per ragioni geografiche, ambientali e culturali, pensate all'insularità, pensate al marcato policentrismo e al particolarismo cantonale. Nuoro non è Sassari e Sassari non è Cagliari, per intenderci. Per condizioni naturalmente vicissitudini storiche, per identità naturalmente e varietà linguistiche. Il sardo, lingua romanza, si è variamente intrecciato con molte lingue esogene. Il latino, naturalmente il latino umanistico, il greco e ovviamente il catalano, il castigliano, il francese e dunque l'italiano. Quindi una realtà fortemente connotata dal policentrismo e dal plurilinguismo. Nell'Ottocento la Sardegna, attraverso le istanze delle deputazioni degli stamenti di varie città del Regno, presentate il 1847 a Carlo Alberto, rinunciò motu proprio alla propria autonomia. Per taluni storici quell'atto sancì, quantomeno de facto, la fine del Regno di Sardegna. Certamente si trattò di una fusione perfetta con gli stati sabaudi di terraferma, con cessazione del Parlamento originario e della carica viceregia. Fu l'inizio quello della storia contemporanea della Sardegna come regione d'Italia. Passaggio questo da molti considerato punto dirimente di una più generale e complessa questione sarda. E da qui partirei. La storica perdita del regno infatti significò non solo la perdita dell'autonomia formale, ma il venir meno col tempo nell'immaginario e nella coscienza di molti sardi di una identità insieme territoriale e antropologica. A una mutazione statuale e giuridica corrispose di lì a un secolo l'avvio, dirompente per le sue implicazioni, di una profonda e talvolta ardimentosa opera di adattamento dei modelli culturali autoctoni ai codici, ai generi, alle tipologie formali e alle modalità espressive proprie di un sistema culturale, letterario e naturalmente linguistico per molti sardi di inappartenenza. Tutto ciò nel tentativo, non privo invero di repulsioni centrifughe, di accompagnare il generale processo di costituzione del nuovo Stato nazionale da parte delle culture regionali. Peraltro, non va dimenticato, ancorché si assistette a una graduale e generale evoluzione della società sarda, che l'isola, ancora a 20 anni dall'unificazione, deteneva un tasso di analfabetismo fra i più elevati dell'Italia. Dato questo facilmente accostabile all'alto indice di mortalità scolastica e alla scarsa presenza di strutture educative pubbliche capaci di avviare un più generale progresso di istruzione. La politica di unificazione culturale italiana dopo l'unità dovette dunque fare i conti in Sardegna con una realtà linguistica che in vaste aree come quella nuorese e logudorese presentava i caratteri di una eccezionale originalità, specificità e conservatività. Il processo di contaminazio, se non addirittura di privazione, spesso forzato e imposto, iniziò ben presto ad avere implicazioni sociali, di status ed effetti del tutto inediti sul terreno della mentalità, della comunicazione, della formazione culturale, con forme di interferenza linguistica tra bilinguismo e diglossia. Dinanzi a un tale processo di capovolgimento culturale prospettico, quindi esterno e interno, e il capovolgimento dall'interno all'esterno,
L'insularità in termini materiali da condizione di favore iniziò a tramutarsi per molti in motivo di inferiorità e di svantaggio. Il limite geofisico, cioè il centro-periferia, specularmente cominciò a determinare reazioni diverse. I processi di proiezione verso l'esterno, che per i più consapevoli sortirono effetti oltremodo lusinghieri, si pensi appunto a Grazia Deledda e al suo a Roma, con qualche inedito tentativo di completa fuoriuscita dai modelli della cultura interna, si pensi a Salvatore Farina, con l'eccezione del suo unico romanzo di argomento sardo, Amore a Cent'occhi del 1882, si trasformarono questi processi di proiezione verso l'esterno, si trasformarono per altri autori in introiezioni autolimitanti, che non di rado si risolsero nell'angusto orizzonte interno e nella naturale incapacità di transcodificare in un sistema linguistico altro un mondo che era peculiare e complesso. Grazia Deledda divenne appunto la prima grande e riconosciuta interprete di questa importante operazione insieme culturale e letteraria. A 50 anni dall'unificazione nazionale, la scrittrice nuorese ebbe infatti il merito di traghettare il romanzo sardo nel Novecento italiano ed europeo, di renderlo popolare di successo presso il pubblico della media borghesia continentale. Certamente la tensione conoscitiva tutta centripeta celava un'idea dell'insularità concepita come limite geofisico, che verosimilmente si tramutò per la giovane Grazia all'inizio, nel periodo nuorese, in complesso di inferiorità e in condizioni di svantaggio. Ma dinanzi al processo di capovolgimento culturale prospettico, cioè la Deledda che arriva a Roma, posto in essere durante gli anni, e quegli anni lì, da una Deledda più matura e consapevole, l'isola, Nuoro, nell'atto stesso della creazione artistica, paradossalmente ritornò ad essere centro e non più periferia. Luogo mitico e rappresentazione simbolica, topo semantico e archetipo del sentimento lirico, scenario primordiale e ragione fondante della propria riconosciuta universalità, oltre che immagine di una terra e di un popolo che lei riuscì a consegnare all'Italia e al mondo. Soprattutto dopo l'unità, in Sardegna gli scrittori, gli autori, non indifferenti a un'intertestualità sempre più ampia, ma soprattutto condizionati dalla nascita e anche dall'espansione di un nuovo pubblico, pur versatili e portati per tradizione secolare alla poliglottia letteraria e a quel plurilinguismo di cui parlavamo prima, si erano divisi prima di tutto per opzioni linguistiche. Noi dobbiamo fare, dopo l'unità, i conti con questi due universi che qui immodestamente, almeno per quanto mi riguarda indegnamente, sono rappresentati da me e poi ne parlerà il professor Caucci. Non credo. Da una parte c'era la produzione in lingua sarda, quindi la produzione in lingua sarda orale, quindi quella estemporanea e a bolu, e poi la produzione scritta, questa di derivazione arcadica, sarcadia manera, 7-800esca, incanalata dentro un particolare circuito della comunicazione letteraria e dotato di propri canali, codici e contesti destinatari, un preciso sistema letterario. Dall'altra cresceva la produzione in lingua italiana, più orientata verso gli interessi e i gusti di un pubblico italofono, d'oltremare, decisamente più ampio e più inserito nella cosiddetta tradizione nazionale. Le tre grandi personalità letterarie in lingua italiana di fine secolo furono Enrico Costa e Salvatore Farina per la prosa, rispettivamente di Sassari e di Sorso, e Sebastiano Satta, il grande nostro Sebastiano Satta, nuorese, per la poesia. Intorno a queste personalità gravitarono le figure intellettuali umane di Pompeo Calvia, sassarese, Giovanni Baracca, anch'egli di Sorso, Giacinto Satta di Orosei e Francesco Cucca, il poeta sardo-arabo di Nuoro. Prima di Enrico Costa, sul solco del romanzo di argomento storico, ricordiamo i cagliaritani Antonio e Ottone Baccaredda,
Pietro Carboni, Gavino Cossu di Cossuine, Marcello Cossu di Semestene e Michele Operti. Tra la fine del secolo e lo scoppio della Grande Guerra, di lì a qualche decennio, nella produzione in lingua italiana si affermarono invece la personalità di Salvator Ruiu, sassarese, Giannetto Masala, sorsense, Annuzio Cervi, anch'egli sassarese. All'aurora, al risveglio e alla rinascita del primo dopoguerra, va invece ascritta l'opera del sacerdote e scrittore Pietro Casu di Berchidda. Scrisse Grazia Deledda al De Gubernatis nel 1893. I nostri migliori scrittori sono Farina, il Costa, lo Scano e il Baccaredda. Ragguardevole e diversificata fu la produzione di Costa. Nel 1875 fondò il periodico La Stella di Sardegna e nell'81 il Gazzettino Sardo. La sua opera più importante fu Sassari, impegnativa ricostruzione della storia della sua città in 4 grandi volumi. Iniziò a scrivere in versi e per il teatro, in realtà, esordendo nella narrativa col romanzo Paolina del 1874. Seguirono Il muto di Gallura del 1884, la storia romanzata di Bastiano Tansu, autore di Una strage nel borgo di Aggius, La bella di Cabras e Giovanni Tolu, tradotto in tedesco, la cui vicenda è la trasposizione letteraria della vita di un altro bandito. Scrisse Grazia Deledda. Enrico Costa, di cui io sono una specie di discepola, ha scritto tanti romanzi sardi, caldi di amor patrio, pieni di entusiasmo e di tristezza per le bellezze e per le miserie dell'isola. A misura che questi romanzi uscivano, un fremito percorreva tutta la Sardegna, scrive la Deledda. Le fanciulle piangevano su quelle pagine, i giovani rabbrividivano di terrore e di angoscia. Impossibile descrivere il fermento spirituale destato dal muto di Gallura, che è un romanzo storico svolgentesi in quello stesso secolo ad Aggius, il piccolo villaggio di Andrea Pirodda. E, ricorda la Deledda, Dalla bella di Cabras, un romanzo sociale. Sempre nel 97 Costa pubblicò con la tipografia della Nuova Sardegna il racconto storico Rosa Gambella, sugli avvenimenti che intorno alla figura e alle vicende private della nobildonna sassarese agitarono il centro turritano tra il 1478 e il 1483, dopo la caduta dell'infelice Alagón e il tradimento ordito dagli ufficiali della corona spagnola per strappare la Corsica alla Repubblica di Genova. È da Rosa Gambella, dall'argomento trattato e dall'ambientazione storico-geografica dei personaggi coinvolti, che, con ogni probabilità, prese a brivo il lavoro compositivo dell'altro romanzo storico, Chiteria, di Pompeo Calvia, che narra del dramma personale della figlia dell'Alagón, quasi una tosca, rinchiusa nel castello di Sassari insieme ai suoi fratelli. Culturalmente attivissimo, Calvia iniziò quasi da subito un'intensa collaborazione con giornali e riviste, curando di alcune illustrazioni e disegni. Spesso aiutato dagli amici, fu lui stesso il promotore di iniziative in una Sassari di fine secolo particolarmente vivace ed attenta alle sollecitazioni che giungevano d'oltremare. Gli scrisse Grazia Deledda nell'ottobre del 1894 da Nuoro. Dal Falchi, Luigi Falchi, e forse anche da altri, ella avrà preso la grande e sincera simpatia che io nutro per lei e per la sua opera artistica. Appena avrò tempo le scriverò a lungo. Intanto le lancio rapidamente questa per ringraziarle e dirle che fra i molti che certo scriveranno dei miei racconti, io sarei felicissima di annoverare anche lei. Dunque aspetto il suo giudizio stampato, dove e quando meglio le piacerà. E intanto la ringrazio di nuovo e la saluto augurandole tutto il bene che merita. Scriverà Luigi Falchi nel 1921 nel Giornale d'Italia. In quegli anni, cioè dal 1890 al 1893, la fraternità fra me,
Pompeo Calvia e Sebastiano Satta, era di vita, di pensieri, di speranze, di scoramenti, di gioie. Si univano a noi vecchi e giovani, illustri e ignotti, tutti coloro che avevano nell'anima un sogno dell'arte, cioè Salvatore Farina, Enrico Costa, Grazia Deledda e altri, tutti buoni e volenterosi. Nel 98 Costa pubblicò Adelasia di Torres. Proprio in quei mesi, il 27 novembre, da Nuoro, la Deledda scrisse: «L'altra sera, senti, è venuto a trovarmi Enrico Costa, un vecchietto un po' strano. Tutti i personaggi più o meno illustri che passano di qui a Nuoro vanno prima dal sindaco, poi da me. Dunque, quello là mi fece una visita lunga, forse un po' troppo lunga. Poi mi disse che mi trovava migliore di quello che si immaginava e mi pregò di mandarlo via perché altrimenti si sarebbe innamorato. Era un complimento, eppure non so perché, sebbene non sia da fare un paragone, ho riso con piacere, pensando a un nostro incontro». Altra personalità di assoluto rilievo per la Deledda, che esercitò un importante ruolo di mediazione fra l'ambiente milanese e la Sardegna, fu quello di Salvatore Farina. Dal 1871 direttore della rivista Minima, figura troppo presto dimenticata, lo sottolineo qui con una certa assertività, secondo me, alla quale la scrittrice nuorese guardò con ammirazione e, io credo, con raro spirito emulativo. Farina scrisse più di 50 romanzi, tradotti in molte lingue, con un grande successo di lettori. Romanzi che ebbero un grande successo di critica, soprattutto in Germania, dove l'autore fu salutato come il Dickens italiano. Cuore blasone, Due amori, Il tesoro di Donnina, Amore bendato, Capelli biondi, Dalla spuma del mare, Amore a cent'occhi, Mio figlio, Il signorio e tanti altri romanzi. Lo scrittore di Sorso fu uno dei massimi esponenti della letteratura di intrattenimento postunitaria, che la Deledda guardò con grande attenzione. Una letteratura rivolta a un pubblico esigente dal punto di vista estetico e formale, dei linguaggi e delle modalità espressive. La sua narrativa, di matrice sentimentale, umoristica e moralistica, sul filone di De Marchi, Bersezio, Barrilli, Castelnuovo, Cantoni, Nera, era lontana sia dagli stereotipi e dalle semplificazioni proprie della più pura produzione appendicistica, per darvi un'idea, Invernizio, Mastriani e Nattoli, sia però anche dagli eccessi, dalle nevrosi e dagli estremismi avanguardistici della neonata tendenza scapigliata, Tarchetti, Boito e Praga. Non sfugga il fatto che la civiltà letteraria postunitaria tentava allora di soddisfare quell'esigenza insieme politica e pedagogica di fare, una volta fatta l'Italia, di fare appunto gli italiani. E per questo si rivelò necessario rappresentare il più possibile un codice morale ideologico di riferimento nazionale. Allora Salvatore Farina per primo strinse rapporti di amicizia con Angelo De Gubernatis. Le prime lettere del loro carteggio risalgono al 1870, allo stesso De Gubernatis che voi, come sapete molto bene, fu e diventò il mentore di Grazia Deledda. E per primo pubblicò con alcune grandi riviste, importanti case editrici del continente, che più tardi, proprio più tardi, ospiteranno i romanzi della Deledda. E io credo in alcuni casi, e dovrei dimostrarlo tra un po', attraverso, la Deledda scrive anche attraverso e grazie all'intercessione di Salvatore Farina. Farina pubblicò con Treves, con Nuova Antologia, con Rue Favale, poi Rue Viarengo, che divenne Società Tipografica Editrice Nazionale Sten di Torino. Con Rue Viarengo la Deledda pubblicò nel 1902 Dopo il divorzio. E nel 1903 in volume l'Elia Sportolu. Qui segnalo che nello stesso anno, nel 2, in cui la scrittrice nuorese usciva con Dopo il divorzio, un romanzo che noi abbiamo trattato in maniera particolare sia nel convegno di Cagliari sia all'Università di Sassari, e oggi ce ne parlerà Susanna Paulis,
Salvatore Farina pubblicava proprio nel 1902, sullo stesso argomento, Anna Franchi, di lì a qualche mese, avanti il divorzio, Nodi e catene fino alla morte, con la Libreria Editrice Nazionale di Milano. Proprio lo stesso anno, in quegli stessi mesi, Salvatore Farina scriveva un romanzo sul divorzio. Scriveva al De Gubernatis Farina: pare finalmente che verrà presentata la legge sul divorzio. Passerà. Poi non è accaduto, sapete tutti che poi su quella legge addirittura stava per cadere, se non addirittura cadde per alcuni storici il governo Zanardelli. Passerà perché tutte le nazioni civili l'hanno ammessa, passerà perché l'Italia, avendo voluto essere la prima nazione, finora quasi la sola, ad abolire la pena di morte, ora non ha il diritto di condannare alla catena eterna 2 persone innocenti di sesso diverso. Però vi è un guaio. Il disegno di legge è miseruccio, disegno di legge tra l'altro scritto da Coco Ortu di Benetutti, deputato sardo liberale. Liberale come Farina, liberale come lo era cattolica liberale la Deledda. Comprende pochi casi, dimentica il principalissimo di 2 sposi i quali, non più contenti l'uno dell'altro, vogliono di pieno accordo, dopo aver limato bene bene la catena, restituirla al sindaco. Ed ancora, Salvatore Farina pubblicò a Berlino con la rivista Deutsche Rundschau ed era amico del Rodenberg. Pubblicò Caporal Silvestro, Prete Agostino e 2 desideri. La stessa rivista del Rodenberg pubblicherà nel 1907 il romanzo di Grazia Deledda, L'Edera. Al gruppo di Farina e Costa appartennero inoltre Giovanni Baracca, che collaborò alla Stella di Sardegna e alla Meteora e scrisse poesie e drammi di ispirazione storica e sociale, Piccola fronda di poesie patriottiche, Eleonora d'Arborea, Scintille Tigelio, e segnalo qui il dramma inedito in corso di pubblicazione Piaga sociale. E poi Giacinto Sata, un altro grande personaggio, Dio Rosei, giornalista, pittore e viaggiatore, appartenente a un'antica e potente famiglia nobiliare, che firmò una serie di romanzi storici che prendevano a modello il romanzo francese d'appendice, L'Enigma, I misteri di Sassari, Il tesoro degli Angioini. E chiudo e mi avvio alla conclusione. Ovviamente non potevo che concentrare la nostra attenzione su Sebastiano Satta e sul rapporto con Grazia Deledda. Sebastiano Satta condusse la sua operazione letteraria e quando la condusse, in quel momento, la poesia italiana stava iniziando a vivere la sua crisi più profonda e a conoscere le dirompenti novità che l'avrebbero avvicinata attraverso la revisione delle poetiche tradizionali, come ben sapete, soprattutto parlo agli studenti, al Novecento europeo. A rappresentare istanze diverse e contraddittorie emersero, come si sa, in quegli anni le personalità di Carducci, di Pascoli e di D'Annunzio, e accanto a loro crescevano i crepuscolari con i futuristi e qualche decennio più tardi i lirici nuovi. Nei mesi in cui si raccoglievano e trascrivevano i canti barbaricini, 1910, canti trascritti da Francesco Cucca, ad esempio usciva a Milano il saggio di Gian Pietro Luccini, precursore delle nuove avanguardie, dal programmatico titolo Ragion poetica e programma del verso libero. Divenuti consapevoli della natura e delle possibilità del linguaggio, una nuova generazione di poeti, espressione della profonda crisi sociale europea della seconda metà dell'Ottocento, iniziava in quegli anni a far ricorso al disordine, voluto o metodico, per scardinare l'automatismo del linguaggio algebrizzato e sclerotizzato dalla tradizione. Il Vater romantico, celebratore della patria unita, guida e coscienza dei popoli, giungeva dunque al termine della sua ragione e anche, se volete, della sua giustificazione storica. Egli era diventato invece un veggente che vedeva lì dove l'uomo comune non vedeva, capace di attingere a dimensioni nuove dell'essere e dell'esistere, di rivelare l'assoluto. In Sardegna, appunto, figura di spicco, interprete di quel filone, fu appunto quella di Sebastiano Satta.
affiliato dentro il realismo e il classicismo democratico al gruppo dei carducciani, quali Giuseppe Chiarini e Giovanni Marradi, che fu il suo professore a Sassari. La lezione di Bustiano Satta ebbe un grande peso nella maturazione letteraria di altri poeti in lingua italiana. Si pensi allo stesso Francesco Cucca, si pensi alla produzione in lingua italiana di Pompeo Calvia e alla produzione di lì a poco di Salvatore Ruiu, soprattutto da un punto di vista formale, dei linguaggi, della scelta dei modelli. Una riscoperta dei classici che trova un'indubbia carica di vitalità proprio col Vatte Maremmano, il quale, sostenuto dal proposito di combattere la facilità e la sciatteria della lirica romantica, rivendicava alla poesia un alto magistero formale. La poesia dei canti barbaricini, pur seguendo una sua originale rielaborazione, sta tutta all'interno di questo orientamento. Il passaggio da un livello della forma a un livello dei temi e dei contenuti sposta quindi il discorso sulla questione del carducianesimo sattiano e sulla particolare attenzione che la Deledda dedicò a quel filone della poesia di Satta, una questione che non è stata mai sufficientemente sottolineata. È noto come non da oggi sull'autore delle odi barbare e di rime nuove si facciano molte distinzioni. Esiste il Carducci, cantore di sentimenti quali la gloria, la patria, l'eroismo, la morte, il passato, e c'è quel poeta maremmano un tratto più intimo, più raccolto, lontano dai toni enfatici e declamatori, dai motivi polemici e dalle indulgenze retoriche, un lirismo più esistenzialmente pensoso e un io poetante che si ripiega in se stesso nel ricordo di una fanciullezza libera e nel vagheggiamento di una vita incontaminata dalle battaglie quotidiane. Benissimo, su questa seconda porzione di ramo e sul pascolo intriso di idillio virgiliano, io credo si innesti la pianta del Satta che ha dato i frutti migliori, ed è il Satta che è piaciuto di più a Grazia Deledda. Cioè la sua voce più autentica va infatti ricercata altrove, nella trasfigurazione metaforica della Barbagia in quanto archetipo del sentimento lirico, luogo dell'anima, delle figure, dei miti ricorrenti, nella capacità di tradurre in arcana suggestione una nota paesistica attraversata da sconfinate solitudini e silenzi infiniti, ancestrali e atavici, nell'attitudine antropomorfizzante e simbolica, oltre che nell'utilizzo di formule di discorso allusivo e indeterminato, nel rapsodo di leggende ed evocatore di certi aspetti della vita sarda, nel bustiano più tormentato, intimista e raccolto, lasciatemelo dire, lontano dalla sterile mitologia della violenza, dell'odio e della vendetta. Questo era il Satta che piaceva di più alla Deledda. Il 17 marzo del 1908 Satta si ammalò gravemente. In diverse lettere della corrispondenza Cucca-De Fenu si coglie con chiarezza la portata del suo dramma fisico umano. Sorpreso da un inviolento insulto apopletico accompagnato da una paralisi che gli tolse la coscienza e la parola, l'uomo si salvò per miracolo. Ebbe necessità pertanto di qualcuno che lo potesse sostenere nel non facile lavoro di raccolta, collazione, correzione e trascrizione dei componimenti e nell'impegno di organizzare e gestire i rapporti con l'editore in vista della pubblicazione dei canti barbaricini per l'insistente pressione di discepoli e di amici. Bustianu o Pipieddu, come lo chiamava la Deledda, come da tanti altri veniva affettuosamente chiamato, oltre che contare sull'aiuto della moglie Clorinda, pensò di richiamare Francesco Cucca dall'Africa, tramite l'intercessione di Attilio De Fenu. Uno degli ultimi incontri, o forse addirittura l'ultimo, tra i due poeti, avvenne nel gennaio del 13, allorché Cucca fece ritorno dall'Africa per sostare a Nuoro qualche settimana. Il 1914 fu l'anno della guerra. Questa guerra, scrive Sebastiano Satta, che prima mi dilettava,
ora mi urta e non mi lascia pensare ai miei sogni e mi arena lo sblocco del Giornale d'Italia. Credo che anche tu, scrive a Cucca, navighi nelle identiche acque perché non puoi lanciare il tuo volume, allude alle galoppate dell'Islam. Per questo sordo strepito di guerra, qui piove una pioggia lieve, soave, che sembra un pianto di gioia. Questa fu l'ultima lettera che Sebastiano Satta scrisse a Cucca poco prima della sua scomparsa, ma non l'ultima che ricevette dai suoi amici e dai suoi stimatori. Una settimana prima di morire, Satta ricevette un'altra, forse ultima lettera, prima della sua morte, che così recita: il suo augurio mi arriva tutti gli anni, caro come una voce benedicente della mia patria lontana. Quest'anno poi, più che mai, non so perché, forse perché il tempo e la lontananza rendono sempre più belle, eppure le cose. Io la ringrazio tanto. Io penso a lei sovente, chiudendo gli occhi. Mi pare di averglielo già scritto un'altra volta. La rivedo sotto l'elce dell'ortobeneo davanti al portico della chiesetta in una notte bianca di luna e sento la sua voce che racconta cose epiche, la cui poesia è tanto, tanto lontana e diversa dalla poesia dei poeti del continente. E il suo libro è sempre lì sul mio tavolo e i suoi versi, ricopiati da me, sono su tutti gli album delle signorine di Roma. Mi perdoni la profanazione gentile, ma poi mica tanto profanazione se qualche buona fanciulla piange sulla sua Biblina. Biblina, dolce figlia, figlia morta, o freme d'amore alla parola di Libia morente. E così il tempo passa. Chissà come sarà grande e bello il suo Vindice. I miei ragazzi vanno tutti e due al ginnasio e Sardus, più alto di me, già legge il greco e ha passione per le cose belle e l'eterna poesia. Io spero sempre di rivederla e con lei e in lei ricordare la diletta Nuoro. Non mi dimentichi, saluti per me la sua signora e mi creda sempre, sempre, sempre la sua affezionatissima Grazia Deledda. Grazie. Grazie al professor Di Romagna che ci ha consentito di fare un percorso su quelli che sono stati sostanzialmente gli scrittori ispiratori, in fin dei conti, no? Che hanno dato i mentori, se li possiamo chiamare così, della nostra Grazia. Mi ha riportato alla memoria, talvolta capita, non so se a voi capita a tutti, vi dico proprio una cosa molto banale, le vie delle nostre città sono famose, la via Costa, la via Stata, la via Farina, spesse volte non sappiamo con precisione chi siano questi personaggi. Adesso tu, mentre nominavi per esempio Enrico Costa, io per un attimo ho avuto proprio una perplessità. Sono andata a guardarlo mentre tu parlavi su Wikipedia, sai che ormai noi usiamo questi strumenti, anche voi immagino, e quindi guardavo quando è nato, chi fosse con precisione, perché è una via che frequento spessissimo nella mia città, però oggettivamente non mi ricordavo con precisione cosa avesse fatto. E invece ha citato anche un libro molto interessante che sarebbe forse da riprendere in mano anche nelle letture dei ragazzi, Il muto di Gallura, che è un fatto storico grave, ovviamente una strage, un fatto di sangue, sarebbe interessante anche da riportare alla lettura, ma proprio non tanto alle volte solo per osservare l'aspetto letterario, anche per ripercorrere quei momenti storici che riguardano ovviamente la nostra terra, la nostra Sardegna. Quindi grazie Dino. Grazie. Adesso invece passerei la parola al professor Duilio Caocci, anche lui ha partecipato attivamente al successo di queste giornate delediane che oggi riapriamo a Nuoro e che ci accompagna, ci tengo a precisare, docente,
sempre di letteratura presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Cagliari e ci accompagna in una narrazione sulla produzione letteraria in lingua sarda, ovviamente, tra 800 e 900, e ritroveremo la Deledda in questi suoi passaggi. Grazie Stefania. E allora abbiamo utilizzato una frase nella promozione dei 3 convegni di Cagliari, di Sassari e di Nuoro, una frase di Grazia Deledda che dice: sento tutta la modernità della vita. Questa frase ci ha accompagnato in queste celebrazioni per 3 mesi, da ottobre a dicembre, perché volevamo rappresentare con questa frase l'attenzione che la scrittrice, sin dai suoi esordi, ha dedicato alle novità letterarie e culturali. Novità letterarie e culturali che nel tempo della sua formazione e anche nel tempo della sua maturità scuotevano l'isola e la penisola. Nei 30 anni circa trascorsi dal momento in cui si forma il Regno d'Italia alle prime pubblicazioni della nostra scrittrice, di Grazia Deledda, il campo al quale la scrittrice intende accedere ha subito importanti mutamenti strutturali. La comunità intellettuale faceva i conti con una ridefinizione dei ruoli e delle professioni che animavano l'editoria. Editori, giornalisti, critici, librai, ma anche con la dilatazione rapida, rapidissima, se consideriamo le condizioni dell'epoca, del pubblico. Perché pur nel contesto di un diffuso analfabetismo, ne ha parlato anche Dino poco fa, facendo il quadro iniziale, pur nel contesto di un diffuso analfabetismo c'erano stati dei fenomeni piuttosto importanti. Intanto l'abbattimento delle barriere doganali, il perfezionamento tecnologico della stampa e la conseguente riduzione del prezzo dei prodotti editoriali, e tutto ciò, tutti questi fenomeni consentivano a quell'industria di rivolgersi facilmente a un pubblico di dimensioni mai viste prima e dunque ad un pubblico che garantiva anche un successo industriale a questo settore. È anche per questo che i periodici e i cataloghi anche delle case editrici diventano una specie di luogo simbolico di incontro di autori delle diverse regioni d'Italia e assumono queste redazioni dei periodici e anche i cataloghi delle case editrici, assumono il compito di selezionare e legittimare le più varie tendenze e proposte espresse dalle tradizioni locali o regionali. Ovviamente questa accelerazione progressiva dell'impatto dell'editoria si dà in concomitanza e in conseguenza, direi, di fenomeni di portata assai più ampia, che qui si possono appena elencare. Intanto una significativa crescita demografica si registra tra gli anni 80 dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Poi c'è un potenziamento straordinario dell'istruzione sull'intero territorio, con un reclutamento importante e con un movimento degli insegnanti, già allora gente nomade, con un movimento degli insegnanti da una regione all'altra, con le implicazioni che si possono immaginare in materia di scambio di esperienze politiche, culturali e letterarie. Tutto ciò in queste dimensioni non era mai accaduto prima sulla penisola e anche nella nostra isola. A ciò si aggiunge l'espansione di una classe impiegatizia, anch'essa nomade, che consentiva un transito e un commercio di idee e anche di letteratura, di orientamenti della letteratura. In tale quadro non stupisce che le nuove proposte nazionali ed internazionali passino attraverso la stampa periodica e che le redazioni si costituiscano appunto come occasione di confronto tra posizioni eterogenee e di investimento e scommessa sulle nuove idee.
Tra il 76 e il 77, giusto per citare alcuni esempi di riviste estremamente importanti per gli argomenti che stiamo trattando, tra il 76 e il 77 Sommaruga fondò e diresse la Farfalla, e Sommaruga era qui proprio perché era un impiegato statale trasferito in Sardegna. La Farfalla che stabilì un ponte di contatto tra gli ambienti milanesi, soprattutto scapigliati democratici, e letterati realisti, uno degli orientamenti dominanti sia nella prosa che nella poesia di questa stagione. Soprattutto scapigliati democratici e letterati realisti, e perciò, dice Pirodda affrontando l'argomento, questa rivista ebbe un ruolo importante nell'animare il dibattito e nell'introdurre negli ambienti isolani orientamenti letterari innovativi, in particolare naturalistici. Nella medesima direzione sperimentale andava la Meteora 78-79, quindi nell'anno successivo alla chiusura della Farfalla, cui contribuivano personalità come quella di Carlo Dossi e di Stecchetti. Più frastagliate erano le proposte che apparivano sulla Stella di Sardegna tra il 75 e il 79, e poi anche nella seconda, e poi anche nella seconda fase di vita della rivista, tra l'85 e l'86, la rivista Stella di Sardegna, fondata e diretta a Sassari da Enrico Costa, scrittore e intellettuale assai influente e apprezzato. Ha già detto che posizione dichiarava di avere nei confronti di Costa la nostra Grazia Deledda, che mentre affermava l'ammirazione per il più grande romanziere, scrittore di romanzi storici della sua epoca, romanzi storici tardi rispetto al romanzo storico italiano, mentre affermava la grande ammirazione per Costa, Deledda consumava già il tradimento in direzione antistorica, in direzione naturalistica, diciamo così, e lo faceva fin dagli esordi. Non sapeva bene ancora dove voleva andare a parare quando scrive quel testo di lode per Costa, tuttavia sapeva che non avrebbe mai scritto romanzi storici. Lo fa affermare addirittura ai suoi personaggi, in Fior di Sardegna per esempio, eccetera, insomma, ma non approfondiamo questo fatto. Si registrava dunque un traffico di progetti e una disponibilità anche di spazi editoriali che interessavano ogni segmento della letteratura regionale. Già nel 1891 Grazia Deledda immortalava questa situazione di cortocircuito tra persistenze di una tradizione lunga e desideri di innovazione, desideri composti e talvolta scomposti di innovazione, questa situazione di cortocircuito nei termini di una radicale opposizione nella parte iniziale di Fior di Sardegna, e poi nello svolgimento prospettava possibili conciliazioni tra modernità e, diciamo, abitudini invalse. Succede questo: Don Salvatore riceve sua nipote, proprio nella fase iniziale del romanzo, Don Salvatore riceve sua nipote Maura e discute con il suo promesso sposo, l'aristocratico Marco Ferragna. Discutono del fidanzamento e delle nozze. Marco Ferragna si rivolge a Don Salvatore per spiegargli perché Maura avesse deciso di assumere il nome di Lara. Era un fatto che lo zio non si spiegava, perché mia nipote Maura, una ragazza che aveva studiato a Sassari e dove aveva conosciuto questo aristocratico che intendeva sposare, discutono, e mentre discutono Marco Ferragna dice allo zio: è da pochi giorni che Maura si fa chiamare Lara, dopo aver letto i versi della contessa Lara in omaggio alla illustre poetessa, e poi chiede: li ha letti lei, Don Salvatore? La risposta è: Don Salvatore sorrise, scosse la testa. In realtà lui conosceva molti versi, da quelli del Dore a quelli dell'illustre Paolo Mossa. Questa contessa Lara però non sapeva chi fosse. Dunque sono messi a confronto nell'illustrare le competenze letterarie
di questo signore di un paese chiamato X, ma certamente collocato in Sardegna, sono messi a confronto due mondi poetici paralleli e incomunicanti. Don Salvatore è addestrato all'ascolto di due esponenti, Mossa e Dore, due esponenti capaci di evocare un sistema letterario molto articolato, quello della poesia sardofona del tempo, ottocentesca principalmente. Da una parte c'è Melchiorre Dore, vissuto tra il 1770 e il 1851, parroco di Posada e autore di un poema in ottave, Sa Gerusalemme vittoriosa, con più di 700 strofe, quindi un poema ampio, un poema che narra l'avventura del popolo di Dio dai tempi della creazione alla distruzione di Gerusalemme. E narra questa vicenda del popolo di Dio biblica con evidenti ambizioni divulgative e morali. Questo poema ebbe un impatto e una circolazione importantissimi e notevolissimi dopo l'edizione curata dal canonico Spano nel 1842. All'altra parte dei due poli disegnati da Don Salvatore nel suo autorritratto, nell'autoritratto delle sue competenze letterarie, dall'altra parte c'è Paulicu Mossa, 1818, è morto di morte violenta, come spesso capita ai nostri poeti di quella stagione, anche Murenu, c'è una mortalità per morte violenta veramente impressionante. E dall'altra parte c'è Paulicu Mossa, 1818-1892, che è un poeta rappresentativo come pochi altri, almeno in questa stagione, della poesia lirica amorosa di orientamento arcadico. Era un autore che pubblicava i suoi versi in sardo e in un italiano già anacronistico, proprio sulla stella di Sardegna di Enrico Costa. Mossa, poeta coltissimo, è considerato un sapiente mediatore tra un preciso segmento della poesia italiana e la tradizione regionale, e si affermò presso un pubblico popolare e colto proprio per la sua capacità di rendere domestici, di addomesticare gli spunti elegiaci della poesia peninsulare sette-ottocentesca e di introdurre forme e temi nuovi nel sistema letterario sardo. Don Salvatore ha dunque una cultura poetica ampia e solida, ma assai diversa da quella della sua giovane nipote, immersa nella lettura e dunque non nell'ascolto di poesie che rappresentavano un'idea di letteratura molto distante. Per conciliare questi due mondi, questa è l'operazione che fa in questo romanzo Grazia Deledda, per conciliare questi due mondi della letteratura, questi due modi e mondi della letteratura, e per disegnare una generazione, che era poi la sua, una generazione capace di gestire l'impatto di questo tipo di modernità, Grazia Deledda sostituirà la prima Maura con la cugina omonima, la figlia di Don Salvatore, che costruirà tutto il suo gusto letterario e il suo immaginario sulla base sia delle letture di libri moderni, e quelli che venivano consegnati dalla cugina, che sarà destinata a morire in un prologo, durante il prologo, sia delle letture di libri moderni in italiano, sia dell'ascolto della poesia e della narrativa sardofona. È perciò che tutto il libro è disseminato di riferimenti a autori internazionali e italiani e di riferimenti fitti e di citazioni di poesie e racconti sardofoni della tradizione regionale. Dunque questo personaggio rappresenta, diciamo, questa generazione di cui stiamo parlando, di innovatori che devono trovare una via di conciliazione tra modelli che fanno frizione. E qui il personaggio della seconda Maura rappresenta proprio questa fatica che facevano Satta, che faceva Deledda, di mettere in comunicazione modelli che facevano frizioni, appunto, forse questa è la definizione corretta. La necessità di uno svecchiamento era avvertita anche dalla nuova generazione di poeti sardi, quelli coetanei di Grazia Deledda, e anche in questo campo si presenta un ventaglio ampio di soluzioni moderne
cioè definibili come moderne da un lato perché agivano su tradizioni radicate, molto radicate nell'isola, dall'altro perché si legavano a più o meno recenti esperienze peninsulari ed europee. Bersaglio comune erano il logudorese illustre, al quale in nome dell'impegno e del realismo si contrapponevano le varietà comunali, cioè tutti questi autori prediligevano derive verso la lingua della città, come nel caso del nuorese, la lingua dei paesi, come nel caso appunto di Bitti, la lingua dei paesi rispetto invece a una lingua standard che si era affermata sia nella poesia scritta sia nella poesia orale della generazione precedente. Dunque, bersaglio comune erano sicuramente il logudorese illustre, al quale in nome dell'impegno e del realismo si contrapponevano le varietà comunali, e ancora in nome ancora del realismo e dell'impegno la lirica d'amore arcadizzante e la poesia moraleggiante. Tra questa generazione emergono, ci manca solo che non funzioni questo, già mi sta mancando la voce. Tra gli autori di questa generazione emergono senz'altro Peppino Mereu, faccio due esempi polarizzati perché mi consentono di vedere due linee di modernizzazione piuttosto divaricate e interessanti. Tra gli autori di questa generazione emergono senz'altro Peppino Mereu, vissuto tra il 72 e il 1901, dunque coetaneo di Grazia Deledda, un anno più giovane, meno di un anno più giovane, e Antioco Casula, che è più noto come, col nome di Montanaru, 1878, dunque 7 anni più giovane di Grazia, 1953. Due poeti assai diversi per formazione e per postura e che proprio perciò ci consentono di vedere due direzioni fra le tante della molta sperimentazione di questa stagione. Peppino Mereu, per quante sperimentazioni ci presenti, non può essere compreso in nessun caso al di fuori delle abitudini poetiche, ben collaudate e autorevoli del circuito regionale. Quando il poeta rifà postuma con Dai una losa ismentigada, collocando peraltro questa poesia in posizione di apertura dell'edizio Princeps della sua raccolta di versi nel 1899, quando riprende le quartine di Quinari del Giusti, che erano un'innovazione metrica di Giuseppe Giusti, non esisteva la quartina di Quinari né nella tradizione precedente italiana né nella tradizione sarda, dico, quando riprende le quartine di Quinari del Giusti, si serve di contenuti inauditi nel primo caso, cioè nel caso di Dai una losa ismentigada, cioè nella parodia di Postuma, di contenuti inauditi nel primo caso e di forme nuovissime e rare, la quartina di Quinari, nel secondo caso, ma lo fa con l'esplicito fine di giocare una partita tutta interna alla tradizione regionale. Il bersaglio è la poesia del tipo di quella di Paulico Mossa e l'intenzione è quella di modificare il sistema estetico e retorico dall'interno, cioè nel caso della quartina di Quinari di aggiungere al repertorio metrico molto vasto regionale, aggiungere una nuova forma che poteva essere compatibile dentro il sistema. E così nell'introduzione di temi realistici e anche di un linguaggio, adesso ci arriviamo. In tal modo si spiega anche il tipo di lingua che Mereu impiega. La lingua del canzoniere di Mereu, come ha mostrato un articolo di Antonietta Dettori, che ci ha lavorato, si caratterizza per le scelte centrifughe, cioè l'accoglienza riservata al lessico realistico, come dicevo prima, e anche l'assunzione di andamenti prosastici tipici di altre esperienze peninsulari, e per una serie importante di scelte anche centripete, dalle quali possiamo evincere, dice Antonietta Dettori, la necessità ancora avvertita da Mereu di trovare legittimazione poetica in formule e moduli linguistici di comprovato prestigio e di consolidata tradizione. Non è un caso che la sperimentazione di Peppino Mereu si rivolga soprattutto alle forme consacrate e già legittimate in Sardegna, per esempio all'ottava, alla forma
ottava, con tutta la casistica di ottavas serradas e di ottavas liras, qualche volta con un'alternanza paritaria tra settenari e endecasillabi, qualche volta con l'alternanza di 2 settenari e un endecasillabo, ma è il bersaglio della sperimentazione, è una forma che insomma da noi esiste l'ottava dalla fine del Cinquecento, insomma. E che si rivolga anche ad altre linee della tradizione consolidata regionale, per esempio la parodia di una serenata, la parodia di una ninna nanna che diventa una tittidu. Insomma, il bersaglio della sperimentazione di Mereu è un bersaglio tutto interno alla nostra tradizione. Tanto è radicata questa poesia che il curatore, è tanto è radicata localmente questa poesia di Mereu, che il curatore dell'antologia, cioè dell'Edizio Princeps, Nanni Sulis, si trova a dover mettere nel testo un apparato di note per spiegare tutta una serie di fatti che potevano essere noti solo ai lettori sardi e sardi di alcune aree, addirittura in qualche caso solo al pubblico villico di Tonara. Cioè a Tonara c'è tutta una lista di poeti, uno sarebbe Oraziano, l'altro imiterebbe appunto la satira francese, eccetera, ma è una filiera di nomi, di poeti di diverso orientamento poetico, tutti tonaresi. Quindi è una sperimentazione appunto che guarda all'esterno per incorporare forme e temi e non per alterare il sistema retorico su cui si fonda la tradizione regionale. Di tutt'altro segno, e mi avvio, dopo aver presentato l'altro poeta, la conclusione. Quando i professori dicono mi avvio alla conclusione, ci vogliono 6 ore per terminare. E di tutt'altro segno, e sin dalla prima raccolta, l'esperienza di Montanaru, assai più oltranzista, assai più devastante rispetto all'idea di letteratura sino ad allora corrente negli ambienti che praticavano la poesia in lingua sarda, e ciò perché per la prima volta si scorpora la questione dell'uso della lingua sarda dalle estetiche e dalle retoriche ad essa connesse. Si afferma cioè che in lingua sarda si può e si deve fare, questo lo fa anche il romanzo, ma non abbiamo tempo per vedere i parallelismi, si può e si deve fare ciò che fanno la poesia italiana ed europea, sia per ciò che concerne i temi, sia per ciò che concerne le forme. Dunque si usa la lingua per fare ciò che fanno gli altri, nel modo in cui lo fanno gli altri. E questo è l'inizio, diciamo, della fine, cioè l'inizio di un distacco, di una tradizione specifica della scrittura sardofona che arriverà fino ai giorni nostri, soprattutto nella linea della poesia dei premi letterari, della poesia taurina. Montanaru, e qua cito Nanni Pirodda che si è occupato a lungo di questo poeta, si serve spesso del sonetto, già entrato nella poesia sarda del secondo Ottocento, con Calvia e i poeti nuoresi, ma introduce in essa altri nuovi metri, un tipo di canzone leopardiana, a schema di rime libero, e diverse forme in uso nella poesia italiana, in particolare di origine carducciana. E qua su di lui grava l'impatto della poesia di Satta. La quartina di endecasillabi a rima alterna o incrociata, la quartina di endecasillabi e settenari, il settenario doppio che apre peraltro la prima raccolta, Bogues de Barbagia nel 1904, cioè il martelliano a rima baciata, tipico di alcuni componimenti di Carducci, come Sui campi di Marengo, presente in rime nuove. Una sorta introduce poi di strofa lunga a rime irregolari che ricorda quella d'Annunziana usata da Montanaru, non a caso in un componimento dionisiaco che si intitola A Savernaccia. Questo è Pirodda nell'introduzione a Bogues de Barbagia, che ci mostra la quantità di forme nuove attraverso cui si esprimeva questa poesia carducciana, pascoliana e certamente carducciana con la mediazione di Satta. C'è anche in Montanaru l'esplicito rifiuto della lirica amorosa astratta e la formazione netta di un bisogno di engagement, di un impegno nella realtà.
anche in lui, proprio nelle poesie, c'è la dichiarazione netta di un distacco dalla poesia arcadica. O falsos cantos a clori, o finciones de rima senza fruttu, lontano andade a liberas cantones, a più superbu muttu istruosa musa mia, a più superbu muttu, non a clori e alle falsità della poesia arcadica staccate dalla realtà. Continuerebbe, ma non abbiamo abbastanza tempo. Nelle prime due raccolte, Bogues de Barbagia 1904 e Cánticos dell'Argento 1922, i testi più riusciti, anche per l'impatto che ebbero su un ampio pubblico, sono quelli sattiani, che cantano con tono e forme sostenute il riscatto dell'isola e in particolare della Sardegna centrale. Vedete anche dai titoli Bogues de Barbagia, il modello di autorappresentazione identitaria parte, come doveva partire, dal centro in cui era nato e cresciuto l'autore, Desulo, si allarga poi alla Barbagia e poi diventa l'intera Sardegna. Anche per l'impatto che ebbero su un ampio pubblico, sono quelli sattiani che cantano con tono e forme sostenute il riscatto dell'isola, in particolare della Sardegna centrale, e anche quelli narrativi che ritraggono personaggi che rappresentano l'intera categoria a cui dovrebbero appartenere. Si pensi a Sattia de Vilare, a Tio Bustiano Usale, eccetera, eccetera. In questo quadro, che potremmo definire filoneista, in questo ventaglio di offerte molto diverse fra loro, non si può oggi non dedicare un cenno almeno alla gara poetica centro-settentrionale, che proprio in questi anni affronta un processo di trasformazione in senso istituzionale, e proprio perciò può essere assunta la gara poetica centro-settentrionale come esempio in controtendenza rispetto ai due che ho fatto, appunto, filoneisti. Si rinnova anche quella, ma si rinnova in direzione ostinata e contraria, diciamo così. La gara prende la via del maggiore radicamento, dal momento in cui si lega alla celebrazione dei santi in una porzione assai estesa dell'isola, cioè diventa istituzionale nella regione sarda, dal momento in cui assume una centralità cronotopica nei paesi e nelle cadenze annuali della parte laica delle feste paesane. Quindi cerca il maggior radicamento, non appunto le innovazioni provenienti dall'esterno, di confrontarsi con, non ha riferimenti esterni, ha un modello tutto interno che prende la via dell'istituzionalizzazione. La gara, che non si svolgeva sul palco né si svolgeva nel momento centrale dell'anno liturgico e della festa della celebrazione dei santi, ora si fa sul palco, diventa centrale nella parte laica delle feste. Un processo in controtendenza da tutti i punti di vista. A tale processo di ancoraggio, che ha significato il suo trionfo regionale, corrisponde un altrettanto notevole processo di standardizzazione della lingua poetica, cioè dove i poeti innovatori si dirigevano verso le parlate locali con la finalità di rappresentare un maggiore realismo, un maggiore grado di verità, questi poeti, per necessità su cui non possiamo indugiare adesso, invece costruiscono una lingua letteraria, rafforzano una lingua letteraria che ha già una certa tradizione. E dunque di standardizzazione della lingua poetica e della struttura anche dell'evento poetico in sé, perché si rafforza anche la partizione tra esordium, primudemma, segundudemma, eccetera, eccetera. È lì che si istituzionalizza anche la forma complessiva della gara. La novità in questo caso non ha bisogno di appoggiarsi, come dicevo, all'autorevolezza di prove italiane ed europee, perché è tutta rivolta, e sarà così sino ai nostri giorni, a un pubblico regionale assai vasto e necessariamente sardofono, che non può, cioè, separare l'uso della lingua in poesia dalle forme attraverso le quali questa si esprime da un tempo lungo. Dunque la gara non può fare ciò che fa Montanaro, cioè scorporare il discorso dell'uso della lingua in poesia dalla tradizione, dalla durata delle forme e dalla durata anche delle linee tematiche. Io con ciò concluderei, riservandomi poi di
mettere a fuoco alcuni punti nell'eventuale conversazione a fine seduta. Grazie per la vostra paziente attenzione. Grazie Duilio. Un tema abbastanza complesso hai presentato, che sicuramente potrà essere oggetto di riprese di alcuni passaggi, tra cui per esempio il fatto che mi sembra di capire che la Deledda di sicuro non si è allineata sulla metodologia del Montanaro, ha cercato un filone, a parte tutto suo personale come suo tipico, ma un po' più moderno, ecco. Comunque ci sono sicuramente dei passaggi interessanti, quali sono anche quelli della lingua sarda, che alla fine era poi quella usata nella poesia di quei tempi, non si parlava certamente di poesia in italiano, un altro tema importante. C'è un problema tecnico, questo brusio non si spegne, non so se siamo noi negati per la tecnologia. Ci avete pensato voi? Perché c'è un brusio che esce dalle casse. Ah, ok. Perfetto. Prima di passare la parola al successivo relatore, il professor Luca Lecis, abbiamo ricevuto un omaggio di un saluto da parte dell'onorevole Alessandra Zedda, vicepresidente della Giunta regionale, che vorremmo mandare in onda perché, non avendo potuto partecipare in presenza, ha tenuto particolarmente a mandarci un saluto audiovisivo. Lo possiamo mandare? Grazie Adeledda. Il nostro vocabolario annovera per lei le più belle parole, ma per noi è la sua opera, i contenuti, l'identità, ciò che grazie a Adeledda ha saputo rappresentare della nostra Sardegna nel mondo attraverso la sua opera letteraria, per la quale sappiamo tutti appunto ha ricevuto anche il premio Nobel. Credo che sia una grandissima, di lei assolutamente credo che ricorderemo, e quindi è un grande piacere che oggi l'ISRE attraverso le giornate delle Diane possa commentare, far conoscere, ma soprattutto celebrare la grandissima letteratura della nostra Grazia Deledda. In questo grazie, quindi un saluto affettuoso a tutti voi, un ringraziamento speciale ancora all'ISRE per queste attività. Ricordo che nel 2016 fui promotrice, prima firmataria di una mozione che in quell'anno apriva alle celebrazioni per la ricorrenza del premio Nobel a Grazia Deledda, ma adesso con i suoi 150 anni credo che arriviamo davvero a contemplare tutta la sua grandezza e la sua opera. È un dispiacere non poter essere in presenza, ma così come fu emigrata grazie a Deledda, anch'io faccio visita al 7° congresso Fasi a Milano, che ovviamente raccoglie gli emigrati sardi di tutta l'Italia, dei nostri circoli. Vi auguro un buon lavoro e credo che questa sia una strada per valorizzare la nostra cultura, la nostra identità, la nostra conoscenza, ma soprattutto per dire ancora una volta grazie alla grandissima Grazia Deledda. Grazie anche all'onorevole Zedda, faremo aggiungere i nostri ringraziamenti. Adesso, se me lo consenti Luca, vorrei chiedere al dottor Picquereddu, che mi pare di vedere in sala, se vuole portare un saluto, essendo lui stato ovviamente coinvolto pienamente nella riorganizzazione della casa natale di Grazia Deledda ed essendo stato direttore generale per tanti anni dell'ISRE. Se ha piacere, gradiremo un suo saluto. Grazie Paolo. Beh, si sente. Ho certamente piacere di dare un saluto, anche se
mi giunge questa richiesta assolutamente inaspettata e forse per questo ancora più gradita. Quindi ringrazio il commissario per questo invito e devo dire che sarà per l'età che procede, ma comunque ritorno in questo luogo che per me mi è stato ripetuto l'altro giorno, è un luogo del delitto, sempre molto volentieri e ogni volta con più emozione, perché si tratta di rivedere in questo luogo, attraverso l'incontro con tante persone con le quali ho lavorato per tanti anni, significa rievocare questo incontro, le tante attività portate avanti. Tra queste una delle più care è quella che riguarda l'ideazione e la realizzazione del museo dedicato a Grazia Deledda, che ha visto la mia persona impegnata in primo luogo, poi con la collaborazione di Franca Rosa Contu, che per tanti anni è stata responsabile del settore musei, e poi tutti gli operatori, in special luogo del settore musei, ma poi di tutto il personale tecnico, scientifico e amministrativo dell'istituto. E quel museo, io sono molto legato al Museo dell'Ediano, perché ha consentito all'istituto di portare avanti una iniziativa che era, come dire, anche di carattere statutario. Non dimentichiamo infatti che lo stesso istituto etnografico nasce nell'anno centenario della celebrazione dell'anno centenario della nascita di Grazia Deledda. Poi la legge è stata approvata un anno dopo, nel 72, però nello statuto dell'istituto è presente questa connessione molto, molto stretta e indissolubile tra questo ente e Grazia Deledda. E quindi aver portato intanto a compimento il museo è stata una tappa in qualche maniera obbligata, che ci ha visto partecipi di una operazione di, come si può dire, di ritorno e di riconnessione di Grazia Deledda a Nuoro. Uno dei compiti, come dire, dell'impianto museologico di quel museo, di quel progetto di museo, era proprio questo: riconnettere Grazia Deledda a Nuoro, da cui si era allontanata per i conflitti e per portare a compimento la sua missione, che certamente non avrebbe potuto realizzare qui. Allora l'obiettivo era proprio questo: riconnetterla e creare un luogo di memorie e di permanente relazione della città con questa nostra grande autrice e concittadina. Quindi ringrazio molto per l'invito che mi è stato fatto. Grazie al dottor Piqueretti. Riconnettere Grazia a Nuoro attraverso la sua casa natale, ma in fin dei conti poi anche il suo desiderio, visto che tanto ci teneva ad essere sepolta qua, a tornare nella sua casa natale. Così è stato, e quindi il cerchio si è chiuso a Nuoro, così come si era riaperto. Adesso passerei la parola al professor Luca Leccis. Intanto una breve presentazione. Anche il professor Luca Leccis è un associato di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali. Fa parte del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in storia, beni culturali e studi internazionali dello stesso Ateneo, ed è componente del comitato scientifico consultivo di una rivista austriaci, di cui mi perdonerà se non parlo e cito il nome perché è impronunciabile, in quanto scritto appunto in cirillico,
E poi naturalmente si è occupata di diverse pubblicazioni e di scritti e ha avuto incarichi di insegnamento e svolto attività di ricerca presso vari atenei e istituti di ricerca esteri in Austria, Germania e Iran. Tra le monografie inerenti alla storia contemporanea sarda si ricordano dalla ricostruzione al piano di rinascita, politica e società in Sardegna nella via della stagione autonomistica, e ancora leggo la democrazia cristiana in Sardegna, chiesa e società in Sardegna, trasformazioni economiche e mutamenti sociali dal dopoguerra al post-consiglio. Quindi in particolare la sua specialità è sicuramente nell'ambito della storia contemporanea. E per questo motivo partecipa oggi alla nostra giornata sul mondo sardo con questa relazione: Storia e istituzioni a Nuoro nel tempo di Grazia Deledda. Grazie. Grazie Stefania, grazie soprattutto all'ISRE per avermi coinvolto in queste giornate. Parto subito, diciamo più da lontano rispetto al tema originale. Il 27 dicembre 1927 il quotidiano The Chicago Tribune pubblica un lungo articolo dedicato alla Deledda in occasione della consegna del premio Nobel per la letteratura. La notizia cattura l'attenzione del giornale perché la Deledda è un'autrice pressoché ignota al mondo di lingua inglese. All'epoca, infatti, i suoi lavori erano stati tradotti prevalentemente in francese, spagnolo, tedesco e russo, e solo alcune delle sue opere avevano attirato l'attenzione della critica anglosassone ed erano state tradotte in lingua inglese. Nella breve nota biografica iniziale che il quotidiano propone ai lettori anglofoni, la Deledda è definita, e cito, una provinciale, una scrittrice locale nata in Sardegna nel paesello di Nuoro, che ha trascorso i primi anni della sua vita in quell'isola bella, colorata e semiselvaggia. Fine citazione. Uno dei meriti della Deledda, precisava il giornale, era l'aver portato alla ribalta internazionale un'isola ancora semisconosciuta ai più, e cito. Grazie a Deledda ha senza dubbio messo la Sardegna sulla mappa letteraria del mondo, facendo per essa quello che il maestrale ha fatto per la Provenza. La sua arte è molto di più che spruzzi di colore locale. Le sue figure sono reali, non semplici manichini utilizzati per illustrare costumi pittoreschi. Sono un qualcosa di molto di più, giacché il suo amore per la Sardegna le ha fatto incorporare nei suoi scritti ciò che negli abitanti di quella terra è speciale e attribuisce loro un tono diverso da quello di tutti gli altri mortali. Passioni rapide e ardenti e costumi che possono essere annoverati come le ultime reliquie del feudalesimo rimaste nel mondo occidentale. Fine citazione. Se noi volessimo andare oltre questa descrizione tutto sommato romantica dell'isola, è noto come la Sardegna, agli occhi di molti, soprattutto in Italia, fosse considerata una regione delinquenziale dove la violenza regnava sovrana. Nel 1897 un ancora giovane Alfredo Niceforo scriveva: «Ogni territorio della Sardegna ha una sua forma particolare di criminalità, forma che si differenzia dalle altre e che dà una speciale caratteristica al territorio in cui essa si manifesta». Questo lo scriveva appunto nel 1897 nella Delinquenza in Sardegna. Una lettura pienamente rispondente alle teorie positiviste che si erano affermate nelle scuole di sociologia criminale di fine Ottocento, secondo le quali la razza delinquente era quella residente appunto nella zona delinquenza per eccellenza, il nuorese. Quest'opera in Sardegna suscitò numerose proteste e indignazioni, ma fra i pochi che non irrisero le tesi dell'antropologo siciliano vi fu, almeno in un primo periodo, Grazia Deledda, al quale infatti Niceforo dedicò uno dei suoi romanzi, La via del male, più volte ristampato. È comunque indubbio, tuttavia, che queste tesi razzistiche trovarono una vasta eco e furono adottate non solo da giuristi e sociologi, ma condizionarono la lettura della Sardegna degli studiosi stranieri. Ciò è evidente nell'opera pubblicata a Monaco di Baviera nel 1913 e intitolata, traduco direttamente, Popoli, patrie e principi, un contributo allo sviluppo dell'Europa. Autore di questo testo, che ebbe molta fortuna letteraria nell'Europa, è Carlo Teschet, narratore ed educatore viennese.
In questo volume si trovano passaggi come questi, e cito ancora: la gente del meridione d'Italia, col suo pensiero e il suo sentimento, e spesso con le sue barbarie, è ancora completamente presa dallo spirito dei secoli passati. La sua intelligenza rimane sterile, la sua impulsività senza scopo, distruttiva, perché non può essere trasformata in energia culturale. Più si va verso sud, più questa impressione diventa definitiva. La Sicilia appare come un pezzo del Medioevo incontaminato, e la Sardegna ancora peggio, perché ha zone, e qui il nuorese è menzionato molto spesso, perché ha zone le cui condizioni si possono trovare oggi solo tra le razze più primitive dei paesi extraeuropei. La Sardegna mostra il più triste e basso livello di cultura di tutto il regno. Qui il furto, la rapina per strada e il saccheggio non sono solo l'opera di una classe criminale. Intere società di montanari si riuniscono per queste imprese. Il vernacolo non li chiama briganti, ma eroi, e le canzoni popolari lodano i briganti e chiamano i gendarmi spie che meritano di morire. Fine citazione. Dalla lettura del Téché, i sardi appaiono un unicum nel panorama delle popolazioni europee, e cito ancora: molti degli usi e dei costumi del popolo sardo rispecchiano fedelmente le caratteristiche arabe, greche e fenicie. Le loro danze e i loro canti ricordano le danze selvagge e i canti senza tono e senza melodia delle tribù barbare delle zone più lontane. L'isola è pervasa da una generale stagnazione della vita sociale e individuale e appena un debole sentore del modo di pensare europeo. Ecco come si presentano a noi uomini del XX secolo i poveri ignoranti abitanti della Sardegna. Chiusa citazione. Un giudizio dunque severo, che rifletteva una percezione molto diffusa dell'isola mediterranea, ma non per questo dominante, come testimonia la descrizione della Sardegna che si ritrova nelle pagine della rivista mensile finlandese Naiten Hani, La voce delle donne, pubblicata a Helsinki dal 1905 al 1949, e questo è il numero di dicembre del 27. Anche in questo caso si ritrova un interessante approfondimento sulla figura della Deledda, in occasione del riconoscimento assegnatole dall'Accademia svedese, seconda donna a ricevere l'ambito premio letterario dopo Selma Lagerlöf. E cito: chi è questo autore sconosciuto? Cosa ha scritto? Queste erano probabilmente le domande che molti lettori della nostra rivista si sono posti quando hanno saputo del premio. E non c'è da meravigliarsi. Nessuna delle sue opere è stata tradotta in finlandese. In svedese hanno cominciato ad apparire sul mercato solo quando è stato assegnato il premio. Fine citazione. Così esordiva il Foglio femminista, ma a differenza del testo tedesco precedentemente richiamato, qui la rappresentazione dell'isola non appare dominata da un giudizio negativo, né tantomeno tranchant, quanto piuttosto da una descrizione, più smussata. E cito ancora: per molti aspetti la Sardegna è più antiquata del resto d'Italia. Spesso è presente uno spirito di ribellione contro la società. Lo spirito di rapina esiste ancora e la richiesta di vendetta di sangue non è stata completamente dimenticata. La famiglia e i suoi valori sono concetti più potenti dello Stato e della società. Chiusa citazione. Queste due citazioni testimoniano l'interesse suscitato a diverse latitudini non solo verso la scrittrice nuorese, ma anche verso quella realtà geografica, storica e sociale della Sardegna, così presente nella sua produzione letteraria. E allora non appare forse episodico conoscere più da vicino il contesto dell'isola, che fa da cornice agli anni nuoresi della Deledda, soprattutto se si vuole realmente comprendere quanto la vulgata sull'isola di Sardegna sia stata condizionata da letture che si sono imposte nella percezione collettiva. Elevata al rango di città sotto il regno di Carlalberto il 15 novembre 1836, Nuoro avrebbe contato negli anni successivi una popolazione inferiore alle 4.000 unità. Era una città dedita prevalentemente alle attività agropastorali, con imprese mononucleari e artigiane e altre poche e scarse attività. La città, avrebbe rilevato Vittorio Angius
in quegli stessi anni, e cito, non è molto elegante e appare ancora agli stranieri non poco della rozzezza antica. Fine citazione. Nuoro inizia il suo lento sviluppo in coincidenza con importanti avvenimenti che determineranno le sorti della stessa isola: l'abolizione dei feudi, la rinuncia all'autonomia statuale, la proclamazione dello statuto. Trasformazioni importanti sul piano legislativo ed economico, che però non condurranno a risultati concreti per la soluzione dei problemi particolari che affliggevano l'isola e in particolare le sue zone interne. L'omologazione dell'isola al regime legislativo, fiscale e sociale vigente nel regno piemontese trovò spesso resistenze nella sua applicazione e comportò per la Sardegna un peggioramento delle condizioni di vita, solo parzialmente mitigate dall'istituzione dei consigli provinciali a Cagliari e Sassari, che per il Nuorese comportò la suddivisione in 2 aree di competenza di un territorio omogeneo con problematiche comuni, gestite tuttavia con l'istituzione delle sottoprefetture di Lanusei e Nuoro, ricadenti l'una sotto la giurisdizione di Cagliari, l'altra sotto quella di Sassari. I provvedimenti governativi presi nel corso dell'Ottocento incideranno in varia misura, talora anche in maniera drammatica, sulle vicende della Sardegna. La ridefinizione dell'assetto fondiario delle zone interne, con la vendita ai privati dei terreni ex ademprivili, fortemente sostenuta dal governo di Torino, fu indubbiamente la principale causa del malcontento e del clima di sfiducia verso le istituzioni centrali, che venne a crearsi e consolidarsi a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, contribuendo a gettare discredito sulle istituzioni civili e a creare uno stato di diffusa diffidenza verso il sistema giudiziario. E il Nuorese si era trovato spesso al centro delle battaglie rivendicative sui terreni, sia in occasione delle manifestazioni di protesta contro l'editto delle chiudende, quando nel 1832 avverrà una sanguinosa ribellione e alla protesta dei pastori fece eco l'intervento repressivo del governo viceregio, con processi sommari, condanne pesantissime, che lasceranno una cicatrice nella memoria collettiva perché considerata una rottura con la secolare tradizione della vita comunitaria. Ma anche più tardi, nel 1868, con i noti episodi di ribellione contro la divisione dei terreni ex ademprivili, in difesa del sugonnottu, la tradizionale modalità di gestione dei beni comuni, quello appunto conosciuto. E questo il clima che fa da cornice alla proposta del deputato nuorese Giorgio Asproni il 13 luglio 1867, con la quale sollecitava il governo ad assumere provvedimenti a favore di un'isola funestata da siccità e invasioni di cavallette, che avevano messo in ginocchio le popolazioni rurali e innescato il tragico concatenamento di carestia, fame, morte, miseria, trasgressioni sociali, più volte già manifestatosi nel corso dei secoli precedenti. E soprattutto nel Nuorese, dove la penuria di cibo aveva spinto una popolazione stremata a una lotta alla sopravvivenza e indotto a violenze e grassazioni. A poco meno di un anno dal tentativo di Asproni, nel maggio del 68, il deputato di Iglesias Luigi Serra presenta la proposta di nomina di una commissione d'inchiesta parlamentare sulle condizioni morali ed economiche dell'isola di Sardegna, che si recherà la commissione nell'isola nel febbraio successivo. È nota anche come inchiesta De Pretis, la quale è importante perché pone come problema centrale la proprietà della terra, che si trovava sospesa tra modernità e conservazione, in una Sardegna del primo decennio unitario che stentava ancora a consolidare il processo di trasformazione borghese nelle campagne. Notizie particolareggiate e spesso allarmanti sono contenute nei memoriali a stampa presentati da enti pubblici a seguito di riflessioni maturate nei comitati popolari. Sono dati utili per comprendere i bisogni e le necessità delle comunità locali. Fra questi, quello che più ci interessa da vicino è senza dubbio il memoriale del circondario di Nuoro alla commissione di inchiesta sulla Sardegna, pubblicato a Livorno nel 1870. Anche perché il Nuorese appare la regione nella quale i conflitti economico-sociali e le resistenze culturali sono più forti. Nelle relazioni sull'ordine pubblico e la sicurezza del reggente della sottoprefettura di Nuoro e del luogotenente dei carabinieri,
emerge la denuncia di una lunga sequela di fatti criminosi che si succedevano in maniera serrata, prospettando sul breve termine una situazione insostenibile, come denunciava un rapporto delle autorità di pubblica sicurezza del novembre del 1869. I delitti, e cito, i delitti si succedono gli uni agli altri con frequenza allarmante e quel che è peggio, con l'audacia che dimostra la pervicacia e il niun ritegno dei malfattori. Fine citazione. Assalti alla diligenza in servizio fra Nuoro e Rosei, aggressioni armate ad abitazioni private, omicidi e grassazioni si ripetevano costantemente. E cito ancora, da 2 lustri in qua i reati contro le persone e contro gli averi sono sempre in aumento. Quanto più crescono, quanto meno si scoprono gli autori e tanto meno sono i puniti. Fine citazione. Il memoriale precisava tuttavia i limiti nell'azione di contrasto al crimine proposta dallo Stato, che si era limitato all'invio di una decina di rinforzi al locale reparto dei carabinieri e ne evidenziava i limiti nella comprensione di un fenomeno criminale e anche la stessa lettura dell'isola da parte della politica, che alimentava la leggenda nera sulla Sardegna, terra che continuava, e cito ancora, a essere luogo di confino per criminali continentali e di punizione per funzionari e militari poco solerti. Fine citazione. Il noto magistrato Giovanni Leispano, figura che assurgerà nei primi anni del 20 del Novecento a paladino della questione sarda, già citata da Dino Manca, a questo proposito scrisse, e cito ancora, i provvedimenti adottati dal governo contribuiscono non solo a far cadere nel capo della Sardegna le stigmate tutte delle denigrazioni del disprezzo, ma ribadiscono le cause della delinquenza che né il baracellato, né le scarse forze dell'isola, né le pene severe riusciranno a eliminare, per l'impossibilità di prevenire e punire i reati in una estensione così smisurata, priva di strade e di altre vie di comunicazione e, come sempre si è detto, priva di densa popolazione. Fine citazione. Il diffuso senso di sfiducia nelle istituzioni, demandata all'amministrazione della giustizia, spesso impossibilitate a determinare i colpevoli dei reati anche a causa di una dichiarata mancanza di prove dipendente in genere dall'omertà, e il ricorso dei danneggiati alle norme extra legem del codice barbaricino, studiato come noto da Antonio Pigliaru, portavano a giustizia privata origine di faide. Secondo i dati ricavati dallo studio di Pigliaru, la vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, negli anni fra il 1887 e il 1894 gli omicidi furono 211 e le rapine 222, evidenti spie di una situazione di disagio mista a paura delle popolazioni dell'interno. Una carenza di giustizia, così la denunciava l'avvocato bolognese Arturo Santini, che diventava, e cito, una crociata che intendo promuovere a favore del circondario di Nuoro, calunniato e negletto, che versa in condizioni difficilissime, assai più per l'inettitudine e la tristizia di gran parte delle persone mandate colà a governare, e provvedere che per le malvagie opere dei pochi veri malfattori che ivi, come in ogni altra regione, si trovano. Fine citazione. Santini denunciava lo stato di prostrazione di una popolazione sconfortata, e cito, accasciata addirittura sotto il peso delle ammonizioni inflitte a capriccio, degli arresti arbitrari, delle violazioni di domicilio, degli assassini, puniti con soli 3 mesi di carcere. Questo riferimento ai soli 3 mesi di carcere, come precisa lo stesso Santini, perché spiega, e cito ancora, l'uccisione di un uomo inerme che fugge sui tetti per riscampare dalle angosce di una prigionia preventiva sempre di troppo prolungata, contro il quale si tirano fucilate come si usa sui passeri. Fine citazione. Era questa una dura requisitoria e un'aperta denuncia contro quelli che chiamava i confidenti della polizia, la peggiore e più schifosa razza di rettili che da vari anni vi hanno importata certe autorità. Questi, continuava ancora, sono i padroni della situazione. Essi fabbricano i processi, fanno ammonire gli onesti
che cercano di smascherarli e contro i quali le popolazioni locali si trovano impotenti, tacciono spaventate, avendo inutilmente invocato provvedimenti. Fine citazione. La maggior parte dei funzionari di polizia e della magistratura che, spediti per punizioni in Sardegna, sembra volessero dimostrare tutto il loro zelo per potersi riabilitare, dimostravano condotte arbitrarie e procedevano ad arresti di massa, negando permessi d'armi, imbastendo processi farsa e conseguentemente dilapidando quel poco di credito che ancora era rimasto negli abitanti del Nuorese verso la giustizia. E se il governo era stato ingannato, come era stato più volte affermato, nonostante gli accorati appelli della rappresentanza sarda in Parlamento, l'inganno era stato utilizzato strumentalmente per esentarsi dall'affrontare seriamente un problema che avrebbe inevitabilmente evidenziato le sue colpe e le responsabilità verso i sardi. Come avrebbero dimostrato successivi studi, non era certo la miseria la causa del fenomeno criminale, bensì, notò il procuratore reale Efisio Marcialis nel suo discorso inaugurale all'anno giudiziario del 1900 proprio a Nuoro, e cito, l'estrema espressione, l'ultimo risultato dell'abbandono delle masse a se stesse. E chiudo la citazione. Dunque in Sardegna all'alba del Novecento si assiste a un'espansione demografica ed economica che favorisce la crescita di una vivace vita culturale e politica, sebbene prevalentemente limitata a Cagliari e Sassari. Gli altri centri, infatti, fra cui Nuoro, non svolgono un ruolo politico e sociale paragonabile, sebbene rappresentino comunque punti di riferimento per i rispettivi circondari. Secondo i dati del secondo del censimento del Regno del 1901, gli abitanti a Cagliari erano 53.000, a Sassari 38.000 e a Nuoro appena poco più di 7.000. Ma se Cagliari e Sassari si caratterizzano come contesti nei quali un ruolo determinante è svolto da una borghesia urbana in crescita, sia professionale e intellettuale, sia commerciale e imprenditoriale, la realtà rurale, di cui Nuoro è un punto di riferimento, continua a soffrire una condizione politica caratterizzata da interessi personali, che, come denunciava il deputato Diozieri Paes Serra, e cito, non vi sono partiti politici mossi da interessi generali e locali, ma consorterie nello stretto senso della parola. Fine citazione. Un approccio clientelare che, come aveva denunciato lo stesso deputato Diozieri nella sua relazione sull'inchiesta sulle condizioni economiche e della pubblica sicurezza nell'isola del 1896, e cito, ha creato una sorta di graduale vassallaggio che con peggiori e più tristi conseguenze si è sostituito all'antica soggezione feudale. E dunque in questa complessa realtà, e concludo, che agiranno i cosiddetti lumi tutelari della comunità nuorese. Lumi tutelari della comunità nuorese è una citazione presa da Camillo Bellieni, tra i padri fondatori del Partito Sardo d'Azione, che individuava in Sebastiano Satta, Grazia Deledda, Francesco Ciusa e Attilio De Fenu appunto questi numi tutelari. E appunto Bellieni, parlando di Nuoro, scrive, e cito, «Solenne e triste Nuoro, quanto lontana dal mondo industriale borghese. La retorica delle città principali sarde dice l'Atene della Sardegna. L'appellativo puzza di ciarpame da rigattiere. Deledda, Satta, Ciusa, De Fenu dovettero allontanarsi dal loro paese per essere intesi. Nuoro non è l'Atene della Sardegna, è invece soltanto se stessa. Nuoro. Grazie. Grazie Luca. Hai sollevato sicuramente il tema della società sarda che veniva considerata come una società ovviamente criminale. A questo proposito c'è una lettera che io ho letto di Grazia Deledda con Angelo, mandata ad Angelo De Gubernatis. Era 21enne, proprio una ragazzina, a mio giudizio, insomma, per quei tempi.
E in questa lettera ve lo racconto perché fa anche un po' sorridere, probabilmente se lo leggiamo in un'ottica di atteggiamento di orgoglioso. Angelo De Gubernatis probabilmente la rimprovera di scrivere sempre delle storie piuttosto a narrazione criminale, insomma c'erano sempre dei morti, c'erano sempre dei banditi, delle storie molto tristi, molto austere, e quindi un po' forse le fa questo rimprovero. E lei risponde in modo molto preciso, però chissà se risponde così perché era un po' piccata nell'orgoglio o perché ci credeva veramente. E risponde dicendo: ma sai, tu mi dici di narrare di storie diverse, con personaggi e modelli differenti, quindi più armoniosi, meno criminali. Ma io ho questi riferimenti, gli risponde, ovviamente ve lo sto dicendo in modo molto semplice. I modelli di persone che io ho da guardare sono delinquenti, assassini, banditi, rubano nei poderi, le donne poi si lanciano solo alla maldicenza e ad altre attività. Questi sono i miei modelli e di questo scrivo. Però in questa sua narrazione, quindi io vedo anche un po' di orgoglio probabilmente nella risposta che dà ad Angelo De Gubernatis, che un po' le contesta a questo modo di scrivere. Era ancora molto giovane, 21enne, doveva ancora crescere e anche migliorare tante cose. Però dice una cosa che a me invece è rimasta molto impressa, nel narrare questo dice: e poi d'altronde tutto il mondo è paese. Quindi nel raccontare, sì, uno spaccato della sua storia sarda, io però vedo in Grazia Deledda anche in raccontare un mondo che si riconosce ovunque. E probabilmente questo è anche vero, perché se è stata tanto tradotta, come meglio si dirà in altri passaggi anche di questi convegni deleddiani, insomma la Deledda internazionale è stata tanto tradotta, vuol dire che le storie che lei racconta sì sono ambientate in Sardegna, ma poi ripropongono probabilmente anche un modello comportamentale che guarda caso si riconosce in tante altre parti del mondo. Ecco, questa era una curiosità che un po' si allacciava anche a quello che tu dicevi. Poi essendo qui tanto presenti dei ragazzi delle scolaresche, che non so di quali classi siano, che me lo dite? Della quinta? Ecco. E poi i docenti, non so se siete accompagnati dai docenti di italiano? Immagino di sì, vero? Sì. Non so quante volte avete voi studiato Grazia Deledda, se lo studiate ordinariamente oppure anche voi soffrite del fatto che non facendo parte delle percorsi ministeriali alla fine ovviamente non si fa. Quindi immagino che sia così. Però vi voglio stimolare semplicemente a partecipare, che talvolta i convegni sono anche un po' pesanti per voi, lo capisco, a immaginare di fare qualche domanda così alla fine della giornata di oggi, anche se non appartiene necessariamente alla conversazione trattata, ma se vi viene in mente qualche curiosità, qualche passaggio, ci fa molto piacere se ce lo proponete. Quindi anche voi, insomma, chiedo ai colleghi docenti se vogliono sviluppare nei vostri alunni, insomma, questo stimolo, magari ci fa molto piacere e in qualche modo facciamo qualcosa di interattivo, partecipiamo insieme a voi. Adesso io passerei invece la parola, eccoti, Giuliana, alla professoressa Giuliana Altea, che è professoressa di storia dell'arte contemporanea all'Università di Sassari dal 2015, presidente della Fondazione Nivola. Ha parecchi interessi nella ricerca, in particolare arte italiana del Novecento, nel rapporto tra arte, architettura e design, e quindi negli scambi artistici tra Italia e USA nel secondo dopoguerra. Tra i suoi film, Il fantasma del decorativo, tra i suoi libri, scusami, Il fantasma del decorativo e altre monografie e cataloghi su Costantino Nivola, Salvatore Fancello, Le Corbusier e Tony Craig. Ovviamente il tuo è un ambito invece che andiamo sull'artistico e quindi oggi Giuliana ci accompagna in questo argomento. Grazie a Deledda, l'equivoco della secessione e il movimento artistico sardo del primo Novecento. Grazie, io dovrei dare una... No, fai pure tu, adesso ti accompagnano i tecnici. Non so però come... Ok, dove devo andare per aprire la mia presentazione? Perché mi hanno fatto mandare le slide, quindi dovrebbe essere caricata qui. Chiedo ai tecnici se possono dare un contributo. Senza non posso fare.
Scusate, ma la colonna delle immagini è fondamentale per il discorso, quindi. Buongiorno. Sì, dovreste averla già caricata, immagino, perché l'ho mandata con abbondanza anticipo in 3 formati, quindi c'è sicuramente. Non credo, non ce l'ho un pennino qua. No, perché avendola mandata non ho pensato fosse necessario. Se no siamo nei guai. Siamo proprio nei guai. Allora, abbiamo un piccolo Possiamo problema invertire l'ordine tecnico, dei quindi facciamo una interventi. pausa, così anche voi potete un attimo sgranchirvi, 5 minuti, che recuperiamo le slide della professoressa Altea. Possiamo anche invertire l'ordine degli interventi, se volete, io parlo dopo e nel frattempo... Anche possiamo, sì. Però nel frattempo chiedo in sala se potete coinvolgere la Giulia Nieddu, che devo chiedergli una collaborazione. Grazie. Posso rimandarla. Per quanto io l'ho già mandata e mi avete risposto. Quindi mi avete risposto... Sì, certo, esatto. E non ve l'hanno trasmessa. Esatto. Riusciamo a ritrovarla. Perché in realtà non so se ci sia sul cellulare, ma dovrebbe... In questo caso, gentilmente, dovremmo chiedere la cortesia alla professoressa Susanna Paulis se può avviare la conversazione. Pausa, ragazzi, pausa. Vabbè, facciamo un intervallo. Sì. Ricreazione, ragazzi. Un break. Abbiamo l'attimo. Ecco Susanna. È giusto dargli un attimo di... Ah, Susanna. Contrordine, come sempre non si fa ricreazione. Avevamo l'ansia di sentirti. Allora, io ho la necessità di caricare delle slide, sì, poche slide, Ci invertiamo. Qui stiamo facendo. Intanto approfitto di questo momento tecnico per ringraziare l'ISRE, il professor Dino Manca, il professor Duilio Cauci per avermi coinvolta all'interno di questo evento e di queste celebrazioni telediane. Che mi deve dare un attimo. Sì, sto avanti così. Ok, però mi deve solo dare un attimo perché io devo salire su e farlo vedere qua dietro nello schermo qua dietro. Un attimo, solo il tempo di arrivare su. Bene, inversione dei lavori e partiamo invece con la antropologa Susanna Paulis, la dottoressa Paulis, che è docente di etnografia della Sardegna presso l'Università di Sassari. È stata. Ha conseguito nel 2013 l'abilitazione scientifica nazionale per l'insegnamento universitario e ha pubblicato diversi testi, tra cui La costruzione dell'identità. In particolare lei ha fatto una grande esperienza e si è formata nella analisi antropologica della narrativa in Sardegna tra 800 e 900 e per questo motivo ha indagato quindi anche un'analisi antropologica della narrativa in Sardegna
deleddiana. Non voglio dilungarmi troppo sulle indubbie professionalità che ha maturato e invece mi addentrerei nella conversazione di oggi, il cui titolo è Dopo il divorzio, che è un libro abbastanza famoso, forse poco conosciuto ma molto bello, in cui ci aiuterà in un percorso elementi di interesse antropologico nel primo romanzo delediano del periodo romano. Grazie Susanna. Grazie a voi. Dunque, rispetto ad altri romanzi delediani, Dopo il divorzio, edito nel 1902, è stato a lungo ingiustamente trascurato dalla critica e marginalizzato come secondario. Ultimamente, però, per fortuna, se ne sta riscoprendo il valore letterario e l'interesse della sua complessa vicenda filologica, di cui nella sessione sassarese di questo convegno ha già parlato Aldo Maria Morace. Ma, oltre che sul piano filologico, Dopo il divorzio, appare meritevole di riflessione e di una più attenta considerazione anche sotto il profilo della dimensione antropologica, in verità, sin qui assai poco investigata. Perciò alla disamina di questo aspetto, finora scarsamente lumeggiato, sarà dedicato il mio intervento. Faccio presente innanzitutto che Dopo il divorzio è il primo romanzo del periodo successivo al trasferimento della scrittrice da Nuoro a Roma, dove ebbe modo di frequentare ambienti culturali che hanno certamente lasciato un segno indelebile in tutto il resto della sua produzione, come ben mise in luce il compianto professor Tanda. In secondo luogo, questo romanzo rappresenta un caso esemplare della riflessione antropologica delediana sulla crisi innescata nell'isola dal divorzio, che è il tema focale del romanzo. Ciò non stupisce se assieme a Vittorio Spinazzola consideriamo la particolarità, la peculiarità del contesto ambientale, cioè la Sardegna, in cui, cito, il retaggio morale degli avi è saldamente insediato nelle coscienze, assumendo sostanza di tabù religioso. Perciò, Dopo il divorzio, è un testo tormentato, non solo nel sopraccennato processo creativo del prodotto letterario che ne interessa le diverse vicende editoriali, ma anche per un tormento etico e antropologico che vede interessati i personaggi principali e la relativa comunità di appartenenza. Un tormento permeante l'intera trattazione, spesso delineato secondo codici culturalmente determinati nel contesto sardo tradizionale, come avviene fin dalla scena incipitaria che vi mando qui in slide. L'autrice fa partire gli eventi dal 1904. La narrazione si apre con l'immagine di Giovanna Era, una giovane e bella donna originaria di un paese in provincia di Sassari, Orlei, toponimo di invenzione letteraria come tanti ne troviamo più o meno decriptabili nella narrativa delediana. In questo frammento narrativo incipitario assistiamo all'abbandonarsi di Giovanna a una disperazione luttuosa incanalata nella tipica forma vocale e posturale di Sattittidu, la lamentazione funebre. Motivo di tanto duolo qual è? È la condanna a cui ne è convinta andrà incontro suo marito Costantino Ledda, accusato di aver ucciso il dispotico zio paterno. Imprigionato nel carcere nuorese, dopo aver inutilmente dichiarato la sua innocenza, Costantino poco tempo dopo sarà condannato a 27 anni di detenzione. Dopo il divorzio è il titolo originario che successivamente nel 1920 fu modificato in quello di Naufraghi in porto. Il primo titolo trova ragione nel fatto che al tema del divorzio tanto la trama del romanzo quanto i suoi personaggi sono legati a doppio filo. E ciò non a caso, dal momento che quello del divorzio era allora un tema di grande attualità nel dibattito politico nazionale. Giova appena ricordare infatti che il progetto Zanardelli venne bocciato proprio nel 1902, anno di pubblicazione di questo romanzo. Ma la scrittrice, avendone piene facoltà in quanto tale, utilizza la finzione letteraria e
ricorre a un escamotage narrativo, presentando il divorzio come una legge effettivamente in vigore e non come una proposta in fase di discussione, quale sarà ancora per diversi decenni. Ricordo che la legge, che il divorzio venne introdotto a livello regionale, a livello legale, scusate, in Italia il 10 dicembre del 1970. E per questa mancata approvazione del progetto di legge sul divorzio e quindi per il gap temporale che cominciava a essere troppo dilatata fra verosimiglianza della fiction letteraria e realtà, che nel 1920 il titolo del romanzo sarà sostituito per assumere al posto di Dopo il divorzio quello di Naufraghi in porto. Nella versione del 1902, allorché l'introduzione legislativa del divorzio in Italia pareva poco lontana, Giovanna contrae matrimonio prima civilmente e poi religiosamente con Costantino per ottenere successivamente da questi il divorzio e sposare Brontu de Ias in forma civile. Invece, in Naufraghi in porto del 1920, accantonato il tema del divorzio, Giovanna e Costantino sono sposati solo civilmente, mentre con Brontu la donna si unisce in matrimonio religioso. Fatte queste doverose precisazioni introduttive, io mi concentrerò sulla prima edizione, quella del 1902, ove sia Giovanna che Costantino concepivano la carcerazione di quest'ultimo come una punizione divina per essersi sposati in un primo momento civilmente e uniti solo in seguito religiosamente, quando ormai Costantino era recluso nel carcere nuorese. La scelta di posticipare le nozze religiose fu dovuta a motivazioni economiche, giacché la coppia non disponeva di risorse finanziarie né per il banchetto richiesto dalle nozze cristiane né per l'acquisto dei gioielli che secondo tradizione il promesso sposo doveva donare alla promessa sposa. Ora, va detto che la consuetudine di far precedere le nozze civili a quelle religiose, separate dalle prime da un discreto lasso temporale, effettivamente era piuttosto diffusa nella società sarda dell'epoca. E così all'usanza si accodarono anche Giovanna e Costantino, poveri ma innamorati, ripromettendosi di sposarsi davanti a Dio non appena ne avessero avuto le possibilità. In ogni caso, nonostante gli esiti del processo a lui totalmente avversi, Costantino era certo che prima o poi la verità sarebbe emersa ed egli avrebbe fatto ritorno a Orlei. E in un primo momento Giovanna lo aspettò con fedeltà e con determinazione. Ma con l'avvicendarsi delle stagioni, la giovane era, spinta dalla povertà, si fece convincere dalle argomentazioni di sua madre e soprattutto da quelle dell'avvocato Paolo Porru. Divorziò così da Costantino e stabilì di risposarsi con un ricco spasimante, Brontu de Ias. L'ingresso della giovane era nella casa appartenente a Brontu, bello ma ubriacone, e alla madre di questi, Maltina, brava massaia ma spaventosamente avara, si configura agli occhi della moglie dei due mariti come un nuovo castigo inflittole dal cielo. L'acme degli eventi, però, viene raggiunta quando Giacobbe de Ias confesserà in punto di morte di essere lui l'assassino dello zio di Costantino. A questo punto l'ex marito di Giovanna è libero e può far ritorno a Orlei. Dopo qualche tempo, spinti dal desiderio, i coniugi divorziati, come mossi da una forza superiore, si ritroveranno abbracciati. Questo è il finale aperto che lascia intuire l'innescarsi di una relazione adulterina che presenta tutte le caratteristiche di una variante del tema della colpa più volte affrontato all'interno di questo romanzo e non solo. Ora, al venir meno del tema del divorzio, nel passaggio dall'edizione del 1902 a quella di Naufraghi in porto del 1920, come ha osservato Andrea Cannas, si nota uno stile sensibilmente più asciutto, con l'eliminazione di digressioni e ripetizioni, con la riduzione sia degli eccessi legati all'ipercaratterizzazione dei personaggi anche nel parlato, sia delle interferenze vernacolari, nella volontà che, cito, l'attenzione del lettore focalizzi la vicenda principale.
E invero, volendo fornire un dato quantitativo, Moracci in questo convegno ha riferito di aver contato fra le due edizioni ben 1000 fra micro e macro varianti. Ma se tutto questo è innegabile, mi preme fare presente che già nel romanzo del 1902, rispetto alla precedente produzione letteraria, si possa già definire affievolita la furia citatoria dei materiali relativi alle tradizioni popolari nuoresi raccolti dalla Deledda poco più che ventenne durante la collaborazione con l'etnologo e orientalista Angelo De Gubernatis, direttore della rivista delle tradizioni popolari italiane, edita dal 1893 al 1895. Furia citatoria, la felice espressione è della professoressa Giovanna Cerina, e tensione positivistico-documentaria che nelle prime prove letterarie delle Diane era stata effettivamente di nocumento all'armonioso fluire della narrazione. Ma i dati folclorici in Dopo il divorzio sono tutto sommato contenuti, oppure, se molto estesi, come il passo relativo al morso della tarantola, su cui mi soffermerò in particolare, sono addirittura funzionali allo svolgimento della narrazione, tanto da agevolarne persino la comprensione in relazione allo snodo degli eventi narrati e tali da giustificare la prevalente ambientazione del romanzo in un paese della provincia di Sassari, come vedremo tra breve a proposito del brano summenzionato che ha per protagonista il tarantolato Giacobbe De Ias. Nelle pagine di Dopo il divorzio, la dimensione comunitaria si impone più volte in tutto il suo arcaico potere di controllo sull'individuo. È interessante osservare innanzitutto come la comunità di Orley reagisca negativamente al divorzio e alle seconde nozze di Giovanna. Un tale stato di cose trova la propria motivazione nell'impatto detonante delle novità provenienti dal continente nel contesto della società sarda e in questo caso il divorzio con tutte le sue conseguenze. Novità intese come diaboliche e contagiose negli effetti tragici e distruttivi, tanto che, cito, si temeva che Dio castigasse il paese per colpa di quei due, Brontu e Giovanna. Dai più anziani e ancorati alla cultura arcaica come zia Porredda, madre dell'avvocato Paolo Porru, la legge del divorzio è considerata come un portato del demonio, un'infezione mefitica che minaccia di ammorbare tutti. La sua stessa madre definisce Paolo figlio del diavolo, colpevole di aver introdotto perfino in quel di Nuoro le diavolerie d'oltremare imparate in continente durante gli studi in giurisprudenza. E Giovanna, che alla tutela di Paolo si era affidata, peggio ancora. Tutta la forza corale di una comunità inequivocabilmente arcaica emerge nel lungo passo dedicato alle terapie tradizionali, cui la comunità sottopone Giacobbe De Ias ai fini della risoluzione della crisi attribuita al morso della tarantola. L'episodio, attenzione, occupa più della metà del capitolo 13, tanto nell'edizione del 1902 quanto in quella del 1920, in cui sono introdotti solo meri interventi di carattere stilistico, ma l'estensione resta veramente imponente. Vedremo il perché di questa importanza. Ma al contrario di quanto è stato sostenuto nella sessione sassarese di questo convegno dal professor Aldo Maria Moracce, la fonte demologica dalla quale la scrittrice ricava questa abbondanza di dati su un tema etnografico di tale importanza come i riti legati al morso della tarantola non appartiene alla summenzionata raccolta giovanile delediana sulle tradizioni popolari nuoresi. Ciò a differenza di altri materiali di interesse folclorico presenti nel romanzo che vi mando in slide per ragioni di tempo, come alcuni versi di 2 canzonette tratte dalla giovanile raccolta delediana sulle tradizioni popolari di Nuoro, ben incastonate tematicamente, specie la seconda, in un punto nevralgico del romanzo prossimo alla chiusa. A differenza di queste 2 occorrenze che è dato riscontrare nel romanzo, nel caso del morso della tarantola la fonte
che pur sempre proviene dalla rivista delle tradizioni popolari italiane diretta dal De Gubernatis, è costituita non già dai summenzionati materiali demologici rilevati dalla scrittrice in gioventù nell'area del Nuorese, bensì dagli esiti di una ricerca effettuata a Mores dal folclorista Giuseppe Calviasecchi, 1866-1943. Una fonte ampiamente attinta dalla Deledda, ma non dichiarata, in contrasto col comportamento di Calviasecchi, che in un altro contributo per la stessa rivista menziona e ringrazia da galantuomo la gentile signorina Deledda per avergli messo a disposizione molte leggende di caccia. Di contro la Deledda, in una nota che si legge in Dopo il divorzio, si limita a scrivere genericamente che, cito le sue parole, il caso qui riprodotto mi fu narrato come realmente avvenuto e purtroppo non unico. Nessun riferimento a Giuseppe Calviasecchi. In realtà, grazie a Deledda, in Dopo il divorzio, attinge tutto il materiale di Calviasecchi, sia per ciò che riguarda uno scongiuro volto a contrastare il morso della tarantola, sia per quanto concerne i dati, le notizie e le puntuali spiegazioni che questi pone a commento del testo da lui rilevato. Ecco, nella slide che mando ora sullo schermo, il testo riportato da Calviasecchi nel dialetto logudorese settentrionale, varietà linguistica di Mores, paese di appartenenza del rilevatore. Calviasecchi utilizza una trascrizione che tende a dar conto delle particolarità fonetiche assai complesse della sua parlata nativa, sia negli esiti delle consonanti finali e iniziali di parole in fonia sintattica, sia nella risoluzione assai peculiare di alcuni nessi consonantici primari o secondari, la cui resa grafica da lui adottata si presenta come disagevole da leggere anche per un lettore sardo comune. Grazie a Deledda mutua nelle pagine di Dopo il divorzio lo scongiuro rilevato da Calviasecchi, e mentre per così dire lo personalizza con l'immissione di 3 elementi fonetici riferibili ai dialetti centro-orientali, nella slide li vedete evidenziati in rosso, pretu, rughei e datu, mentre si lascia sfuggire qualche errore, nella slide sono evidenziati in nero, spero che si vedano, per esempio abbiamo ses, sei, invece di sas, l'articolo femminile determinativo plurale. Nel contempo provare soprattutto a conferire al testo del Calvia una facies grafico-fonetica più conforme ai tratti del logudorese letterario, varietà allora considerata alla stregua di lingua nazionale sarda, utilizzata oltre che nella poesia semicolta, nell'omiletica religiosa e nelle laudi sacre gozos, come quelle scritte con il sangue dal carcere da uno dei personaggi principali di questo romanzo, Costantino Ledda, e diffusi a Orlei dall'amico di questi, Isidoro Pane. Logudorese letterario che la scrittrice nuorese già qualificava come dolcissimo nel 1894 nelle pagine della rivista delle tradizioni popolari italiane, e che in un capitolo di Dopo il divorzio definisce, cito, quel molle dialetto logudorese che somiglia allo spagnolo. Come è facile osservare, lo scongiuro è costituito sul ben noto tipo dell'istoriola proiettata nel tempo mitico religioso, nel quale San Pietro, morso al piede dalla tarantola, riceve da Dio le istruzioni per la cura del male occorsogli, così ritualizzando nel credente l'ottimismo in vista di una felice risoluzione della crisi nel tempo presente. Oltre che per lo specifico contenuto, il testo dello scongiuro dovete piacere alla scrittrice nuorese anche per una certa aura leggendaria che vi aleggia, in sintonia con la sua rappresentazione della Sardegna, una terra, cito, lo scriveva nella rivista del Touring Club nel 1916, quindi in un periodo di maturità, diciamo, e definiva la Sardegna, cito, piena di leggende in quanto per se stessa leggendaria e misteriosa. Anzi, tenuto conto del ruolo centrale che la scena del rituale dell'Arge e del connesso scongiuro espresso in logudorese assume nell'economia dell'intero romanzo, come si avrà modo di sottolineare tra breve,
non pare illegittimo ipotizzare che a contribuire a indurre la Deledda ad ambientare in un paese della provincia di Sassari il nucleo degli eventi narrati possa essere stata proprio la dipendenza dei materiali di Cagliasecchi relativi al paese di Mores. Tuttavia, ferma restando tale dipendenza, a precisazione dell'utilizzo anche dei copiosi dati etnografici tacitamente acquisiti dalla Deledda per le pagine del suo romanzo, va detto che essi consuonano straordinariamente con alcuni temi importanti di dopo il divorzio e sono oggetto perciò, va detto all'ode della Deledda, di una felice trasposizione letteraria. La dimensione etnografica nei rituali della tarantola in Sardegna è stata indagata in particolare dall'antropologa Clara Gallini, autrice di 2 importanti pubblicazioni, una I rituali dell'Argia del 67, l'altra dell'88, La ballerina variopinta. L'antecedente di questi lavori di capitale importanza sull'argomento è rappresentato dalle ricerche dell'etnologo e storico delle religioni Ernesto De Martino, pubblicate nella Terra del Rimorso, 1959, un'opera dedicata alla cura rituale del morso della Taranta in ambito salentino. Clara Gallini, fin dall'opera del 1967, dedica alcune righe a questo brano delediano di Dopo il divorzio, che definisce, cito, come la ricostruzione fantastica di un ballo dell'Argia nel Nuorese. Pur giustamente individuando in una noticina il Calviasecchi come fonte, nel parlare di ballo dell'Argia nel Nuorese, la Gallini sbaglia, evidentemente non avendo letto il romanzo e non avendo dunque chiaro che la Deledda situa la scena, come gran parte del romanzo, non nel Nuorese ma a Orlei nel Sassarese. Clara Gallini poi commette un'altra inesattezza quando definisce, cito, il bambino vestito da donna che accompagna il cieco suonatore, l'unico particolare autentico in una scena romanzata. Innanzitutto il ragazzino vestito da donna non accompagna il suonatore, bensì è egli stesso il suonatore, ma quel che più conta, definire il travestitismo femminile di questi come l'unico elemento verosimile in una scena romanzata mi sembra un giudizio quantomeno un po' troppo severo e poco aderente al testo delediano. A un'attenta lettura del romanzo, infatti, ci si renderà conto che gli elementi verosimili, poi in una scena romanzata, non si fermano al solo travestitismo del suonatore giovinetto e cieco. In Sardegna, Asra, Alza, Argia, Arza, Azza, Varza, eccetera, a seconda della varietà dialettale e di pertinenza, è il nome riferito ad artropodi di diverse specie e in particolare alle 2 specie dei ragni e delle mutille. Queste ultime hanno l'apparenza di grosse formiche e non sono velenose, mentre il morso di un arachnide, il Latrodectus 13 guttatus, è benefico e doloroso. Come nel caso del tarantismo pugliese, la puntura dell'Argia può costituire un morso immaginario o simbolico di eventuali situazioni conflittuali nell'ambito di un orizzonte economico ed esistenziale precario, quale era quello agropastorale sardo di un tempo, al pari del bracciantato salentino. Nei rituali dell'Argia, al modellamento della crisi e alla sua risoluzione partecipa tutto il gruppo sociale, tutta la comunità. Quest'ultima agisce spesso in modo dispotico, impadronendosi letteralmente dell'argiato e imponendogli il rito, proprio come avviene nel caso di Giacobbe De Ias in questo romanzo. E ancora una volta, anche in questa circostanza, in Dopo il divorzio è la comunità che fa corpo con tutta la forza della sua arcaica coesione. Fatte salvo rarissime eccezioni, l'Argia sul piano mitico rappresenta un'anima mala, cioè un'anima condannata di sesso femminile. E rispetto all'identità femminile dell'Argia, già ampiamente registrata dagli studi folclorici dell'epoca, vi ricordo che nella rivista delle tradizioni popolari non solo Calviasecchi parla dei rituali legati al morso della tarantola, ma anche il Valla. Quindi insomma fervevano gli studi su questo argomento. Grazia Deledda mostra di essere letterariamente coerente, facendo pronunciare a Giacobbe De Ias un'imprecazione che,
ci mostra come la scrittrice sia consapevole dell'identità femminile di questa artropode. Che il diavolo ti morda, ma la femmina. E glielo fa dire in italiano, però, a proposito degli eccessi vernacolari del 1902, non è vero? Ancora, circa l'associazione con il gentil sesso è da tenere presente che argia et similia significa la variopinta, perché la coloritura dell'insetto suggeriva lo status civile che l'anima dell'artropode incarnava. Ci sono diverse variazioni, specialmente per due categorie, quello della nubile e quello della sposata. A Mores, paese indagato dal Cagliarsecchi, la nubile era screziata, la sposata era bruna, la vedova nera. Come esplicitato da Clara Gallini, nell'isola i rituali dell'Argia trovano supporto nel complesso in una cultura che riserva un'attenzione notevole al ballo, in quanto manifestazione comunitaria. L'Argia fa ballare, talora nell'oristanese fa ballare l'argiato, talora fa ballare invece il gruppo esorcistico, come in questo caso ispirato alle rilevazioni del Calviasecchi a Mores e come accadeva pure in varie altre zone dell'isola. Donde il suggestivo titolo di Ballerina variopinta del libro di capitale importanza sull'argomento scritto da Clara Gallini. E ben trasceglie Grazia Deledda fra i materiali del Calviasecchi anche quello relativo al canto e al ballo tondo, a opera di donne vedove, nubili e maritate, grazie alle quali doveva essere individuata l'identità civile dell'Argia. Individuazione che equivaleva all'allontanamento di quest'ultima e allo scioglimento della crisi dell'argiato. Sulla scorta dei materiali addotti da Calviasecchi per Mores nella rivista delle tradizioni popolari italiane, nel romanzo dell'Ediano il ballo tondo è accompagnato da un rudimentale strumento. La Gallini indica soprattutto la fisarmonica. Grazia Deledda, attingendo dal Calviasecchi, è molto originale perché cita Saserraia, cioè una specie di cetra con la cassa formata da una vescica di maiale. A suonare questo cordofono nell'opera letteraria, come abbiamo detto, io ho un giovinetto cieco in ambiti femminili e non mi soffermo sul valore che hanno queste figure derelitte e un cieco e mendicante che anticipano tante altre figure delle diane dei tratti simili. Non solo, ma nel rito dell'Argia il suonatore è colui che conduce il rito e quindi in un rovesciamento quasi carnascialesco che si accompagna al travestimento c'è un'inversione di valore e il cieco e mendicante diventa quasi protagonista insieme all'argiato. Nel romanzo di Giacobbe De Ias, l'argiato viene introdotto in un forno e in un lettamaio, entrambi tentativi di guarigione menzionati da Calviasecchi, dotati di un valore simbolico di morte e di rinascita, come ha sottolineato giustamente la Gallini per analoghi rituali. Quanto al fatto che poi i dati demologici siano romanzati in quest'opera di Grazia Deledda è certo innegabile. Grazia Deledda faceva la scrittrice e non poteva che romanzare. Però dietro ad alcune di queste trasposizioni letterarie, vi voglio dire, si possono fare delle riflessioni, credo, non prive di interesse, anche a motivazione di una digressione tanto lunga nel romanzo, mantenuta per di più così estesa anche nelle edizioni seriori. È il caso per esempio di alcuni versi di una Tittidu che ancora una volta Deledda riprende da Calviasecchi. La Tittidu, modalità poetica estemporanea abbastanza diffusa nel corpus regionale dei rituali dell'Argia, spiega Clara Gallini, poteva costituire espressione dello stesso corpo esorcistico che si lamentava in prima persona identificandosi con l'argiato oppure rivolgendosi all'Argia e chiedendole perché facesse soffrire una persona che in nessun modo l'aveva provocata. Ecco allora che il frammento di Atittidu, diciamo citato, riportato dal folclorista amorese, Faladum e su trono, o mamma del ranzolo, mi ha colpito il fulmine, o mamma del ragno, nel passo dell'Ediano viene canticchiato ironicamente da una ragazza molto allegra e svampitella. Atteggiamento che contrasta, che stride in maniera evidente con una comunità attonita, rimarcandone una volta di più la condizione di crisi comunitaria condivisa dalla società con l'argiato. La lunga digressione sui rituali dell'Argia in Deledda, insomma, ha molteplici funzioni, già che, oltre a rimarcare il ruolo forte della dimensione comunitaria in una società arcaica quale quella sarda, agevola lo scioglimento dell'intreccio.
Infatti Giacobbe, durante il trattamento impostogli dai compaesani, ha il tempo e il modo di maturare la paura per la morte. Sperimenta forme simboliche di sepoltura e si convince infine ad ammettere di essere stato lui e non Costantino Ledda il vero assassino dello zio di quest'ultimo, sciogliendo così un nodo fondamentale del plot narrativo. Il pubblico dell'epoca, alla ricerca dell'esotismo al quale la cultura sarda risultava pressoché sconosciuta, dovete certamente restare colpito da passi come quello relativo al morso della tarantola, definito nel romanzo Citto un rito da selvaggi idolatri. Nello stesso brano il forno impiegato per il rito di guarigione è equiparato a un sepolcro preistorico, mentre gli aspetti coreutico-musicali sono, cito, riti e suoni usati dai padri e dagli avi del villaggio fin dal tempo nel quale i giganti vivevano nei nuraghes. Un brano, quello ora esaminato, che costituisce un'ode al primitivismo letterario e, se vogliamo, anche da un punto di vista visuale, con intrecci anche con l'ambito pittorico, per gli aspetti relativi alle arti iconografiche. Meglio di me vi sapranno dire la professoressa Altea e la professoressa Ladogana. Io mi limito a parlare di primitivismo letterario che in questo romanzo troviamo e che apre la strada verso un ulteriore affinamento di quell'immagine di Sardegna che all'epoca non tutti i conterranei della scrittrice compresero e apprezzarono. Un esempio quanto mai significativo dell'atteggiamento critico nei confronti di una siffatta rappresentazione della Sardegna è dato dai contenuti di una lettera del 1902 scritta dal pittore nuorese Antonio Ballero a Salvator Ruiu. Nelle righe di questa comunicazione epistolare, che vi mando in slide per ragioni di tempo, Ballero, pur essendo in rapporti di amicizia con Grazia Deledda, dichiarava di non essere proprio riuscito a farsi piacere dopo il divorzio. Della Deledda è vero che Ballero illustrò nel 1894 la raccolta Leggende sarde, ma rispetto alla collaborazione col Ballero, ben più lunga e importante, fu il sodalizio e la collaborazione che proprio a Roma, nella seconda metà del primo decennio del Novecento, Grazia Deledda instaurò con Giuseppe Biasi. E se Ballero col suo neutro descrittivismo non si addentrò nella poetica del primitivismo, né sposò l'esotismo come poetica del diverso, trasfigurazioni della realtà che molti sardi dell'epoca rigettarono, Giuseppe Biasi invece offre nelle illustrazioni delle pubblicazioni delle Diane, ma anche nelle proprie opere pittoriche, una trascrizione visiva che mette in luce tutta la modernità primitivista affine a quella della scrittrice nuorese. Mi avvio alla conclusione. A Ballero e a molti scrittori sardi che rigettarono inorriditi l'aura primitiva della Sardegna delediana, occorrerebbe ricordare assieme ad Alberto Mario Cirese che, cito, la Sardegna della Deledda non è altro che la Sardegna della Deledda, la via delediana all'integrazione dell'isola nella cultura del continente. Ma oggi Nuoro e la Sardegna sembrano aver cambiato idea nei confronti delle raffigurazioni delediane dell'isola. Rappresentazione letteraria, quella delediana, non solo apprezzata dai conterranei della Grazia Premio Nobel, ma quasi divenuta metro di paragone imprescindibile quando la posta in gioco sia la comunicazione dell'autenticità dei sardi e della loro terra. Vi ringrazio per l'attenzione. Perfetto, grazie. Un particolare, perché comunque la presentazione che hai fatto, sì certo sto ancora parlando di te, ti devo celebrare un attimo. Grazie, è un onore. Credo che abbia consentito a molti di noi, soprattutto a quelli che non si occupano di ricerca, di vivere insieme a te una ricerca, perché quello che tu hai fatto è stato incredibile, hai raccontato questo insomma, ballo della tarantola, che ovviamente è dell'Argia, ma visto sotto sfumature differenti, studiati ovviamente da persone differenti, che tu hai messo a confronto, e questo è proprio il frutto delle ricerche. Cioè soltanto chi ha passione per queste cose, quindi un doppio applauso, può portare ovviamente ad un risultato come quello che hai fatto tu. Grazie, un applauso ai ragazzi che sono stati attentissimi.
Però devo dire che comunque, facendo anche un sunto, nel frattempo ci stiamo anche informando se siamo riusciti a recuperare il lavoro dell'Alteasi. Io voglio aggiungere questo, che Dopo il divorzio è un romanzo carinissimo a mio giudizio invece, ed è anche molto leggero e tutti lo possono leggere. Già accattiva il titolo, perché nel 1902 parlare di divorzio, ovviamente quando io l'ho letto per la prima volta ero confusa, ho detto ma di cosa stiamo parlando? Non è possibile. Divorzio del 1970, qual è l'argomento? E poi affrontandolo mi ha incuriosito e anche approfondito, e vorrei ricordare a tutti noi che il proponente, si parla sempre di legge del governo Zanardelli, ma il proponente è Cocco Ortu, cioè un sardo, quindi la legge sul divorzio ha le sue radici su una proposta di un sardo, Cocco Ortu. Ho citato Zanardelli, Sì, giusto no, ma perché anche la io l'avrei bocciatura era fatto. del Sì, 1902, ma lo collima facciamo con tutti, la- però poi mi ha incuriosito però il Certo. fatto che, e poi è un sardo stesso che ha portato avanti questo, e che devo dirvi, perché io conosco bene la famiglia Cocco Ortu, mi hanno raccontato, quindi gossip, che nascono dal gossip, che quando lui propose questa legge in Parlamento, la famiglia stessa praticamente finì per ammazzarlo quasi il giorno stesso, perché è ovvio che era un argomento ostico, c'era una divisione sostanziale tra laicismo e religione, ovviamente, per cui non era per niente diffuso questo sentimento. La sua stessa famiglia quindi lo dissacrò, però lui la portò avanti con convinzione e poi purtroppo i tempi sono stati quelli che sono stati, siamo arrivati ad oggi. Ma in quel libro non c'è solo un romanzo d'amore, perché guardate, Grazia Deledda scrive d'amore in modo molto intenso, devo dire, e quindi si leggono le pulsioni amorose, si vivono proprio, però lei scrive di tanti argomenti. Uno l'ha citato bene, la nostra collega, perché c'è un aspetto spesso di cui si parla poco, però lei è forse l'unica, un primato, come donna sempre anche la più brava demologa, cioè è quella che ha studiato le tradizioni popolari più accurate che al momento a me risulti essere presente in Italia. Ho dovuto fare una scelta per il testo da presentare in questa sede, No, certo. perché ci sono tanti altri elementi che mi Hai detto bene, tanti altri, perché non va, quindi un romanzo racchiude tante cose e non è solo un romanzetto d'amore, non è soltanto un romanzetto di piccole questioni, ma dentro ha tanto. Però ci tenevo a ricordare a tutti noi proprio anche la valenza di demologa, studiosa delle tradizioni popolari, per cui lei si sedeva a fianco ai pastori, che ovviamente nulla era scritto, ma era tutto raccontato, per riuscire ad avere tutte quelle informazioni che riguardavano le leggende, le cosiddette storie leggendarie, ma le tradizioni popolari, gli usi e i costumi, che poi lei ha narrato in tanti suoi passaggi. Questo è uno, ma basta ricordare il più famoso di tutti, che bene o male conoscono tutti, Cani al vento, insomma, riporta tanto di queste tradizioni popolari. Quindi effettivamente dovremmo riscoprirla anche per andare a guardare tutti questi aspetti. Quindi volevo giusto fare una sintesi, perdonatemi anche a me, perché ci tenevo a mettere in evidenza. E poi giustamente diceva nel suo fare la folclorista, la demologa, l'etnografa sul campo, lei afferma di aver imparato dai pastori e dalle figure più umili la più grande lezione sull'animo umano, oltre alle tradizioni popolari. E infine in questo romanzo volevo soltanto dirvi che è importante soprattutto per i ragazzi, perché tra le righe troverete anche un personaggio autobiografico, una Grazia Giovinetta che vive a Nuoro e che legge riviste d'oltremare, legge libri che sono condannati dalla nonna, dai componenti della famiglia, alla nonna a cui questi libri tolgono il sonno, così come toglieva il sonno l'attività di scrittrice di Grazia Deledda all'interno della sua famiglia. Quindi è un romanzo modernissimo e giustamente in questo convegno... Leggetelo. Leggetelo. Una pubblicità. Grazie a te di nuovo. Bene. Finalmente siamo riusciti a recuperare il lavoro di Giuliana, che
Fede? Ci siamo quasi. D'ora in poi porterò sempre la pennina, lo giuro, anche quando mi dicono è tutto a posto. Eccoci qua, mettiamo le riproduci, che viene bello grande, non si vede niente. No, perché io lo vedevo anche un attimo di ritardo. Per mandare avanti è sufficiente sempre la cursore. Un attimo solo, devo arrivare lì, lo vediamo. Se vuole poi iniziare a parlare. Ok. Avrei preferito farlo sincronizzata, ma never mind, non importa, va bene anche così. Bene, abbiamo detto che Giuliana ci accompagna in un percorso in parte artistico, infatti ricordiamo il titolo della tua narrazione. Susanna, scusami. Vedo malissimo, scusate, mi mancava un pezzo. Giuliana Altea, grazie ad lei, dall'equivoco della secessione il movimento artistico sardo del primo Novecento. No, intanto grazie all'ISRE, grazie agli organizzatori per questo invito, che mi fa anche piacere perché mi dà modo di ritornare su un filone di studi che avevo abbandonato da molto tempo. Devo dire però, ecco, ci siamo finalmente. Io vorrei cominciare subito con un'immagine. Un'immagine, sì, adesso è sincronizzato. Un'immagine che chi si occupa di Grazia Deledda conosce bene. Si tratta di una caricatura del pittore sassarese Giuseppe Biasi, pubblicata sull'Avanti della Domenica nel 1905. Deledda ci guarda in questa caricatura con un'aria un po' torva, gli occhi penetranti, un po' grifagni anche, siede in una posa che doveva essere abituale perché la ritroviamo in tante fotografie dell'epoca. Non è un'immagine certamente lusinghiera per la modella, ma è tutto sommato più fedele di altri ritratti che conosciamo di lei, per esempio questo un po' borghesemente convenzionale di Plinio Nomellini del 1913, oppure c'è anche un altro disegno di Arturo Dazzi che non ho da farvi vedere, o ancora questo schizzo sempre di Biasi del 1905. E la caricatura dell'Avanti della Domenica riesce alla fin fine a restituirci qualcosa di quel senso di vaga soggezione che secondo un altro artista sardo, Filippo Figari, Deledda con la sua presenza fisica riusciva a trasmettere ai giovani letterati, ai giovani artisti dei circoli romani di inizio secolo, scrive Figari, col suo silenzio e con lo sguardo corvino, vellutato e metallico. Di questa caricatura si conosce anche una replica, una tempera a colori di qualche anno successiva. Che sia successiva lo sappiamo perché è firmata Biasi Teulada, un tipo di firma che il pittore non ha adottato se non dopo il 1910. In quel periodo in realtà Biasi aveva cambiato stile rispetto al momento dell'esecuzione di questa caricatura, non aveva più questo segno spezzato, geometrico, questa concisione di forme, ma aveva adottato invece un linguaggio un po' più accattivante, decorativo in senso più accattivante, che guardava alla lezione di Gustav Klimt, un artista che con la sua personale alla Biennale del 1914 a Venezia aveva fatto sensazione in Italia. E quindi viene da chiedersi, ma perché Biasi a distanza di anni sente il bisogno di riproporre un disegno che dal punto di vista dello stile non lo rappresentava più? Perché sente il bisogno di riproporlo identico? Ora, quando questa tempera è saltata fuori qualche anno fa, nel 2017, un articolo di cronaca l'ha detta eseguita per essere esposta alla mostra della secessione romana di quell'anno, solo che né il catalogo né le recensioni ne parlano. E oltretutto c'è da dire che il genere minore della caricatura non era adatto a figurare in una mostra internazionale. Infatti alla secessione del 13 troviamo esposto come immagine di Deledda soltanto quell'olio che abbiamo visto prima di Nomellini. Comunque, qualunque sia l'origine, diciamo così, di il motivo che ha dato luogo a questa replica, il fatto stesso che la replica sia stata eseguita è significativo perché ci fa capire come questo disegno avesse una
una qualche importanza per Biasi, probabilmente perché rappresentava il documento di un rapporto tanto professionale quanto personale decisivo per la sua carriera. In effetti l'influsso di Grazia Deledda su Biasi, ma più in generale sul movimento artistico sardo del primo Novecento, può ben difficilmente essere sottovalutato, perché in una regione che aveva compiuto il suo processo di integrazione nello Stato unitario, con fatica aveva avviato un cammino, diciamo così, di ingresso nella modernità, si cominciava ad avvertire in quel periodo il bisogno di un'arte figurativa che fosse in grado di dare voce ai nuovi ideali identitari, a istanze regionaliste che a quegli ideali andavano legate. E da questo punto di vista chiaramente Deledda rappresentava un modello che i protagonisti della giovane generazione artistica che iniziano ad affacciarsi sulla scena all'inizio del secolo non potevano ignorare. Ora, su questa situazione artistica di inizio secolo io avevo scritto nel dettaglio insieme a Marco Magnani tanti anni fa, non ci ritorno sopra adesso. Voglio invece fermarmi su 3 artisti che sono stati particolarmente vicini a Deledda, cioè Biasi per l'appunto, e poi Antonio Ballero e Francesco Ciusa. E strada facendo vorrei fare anche qualche osservazione sul rapporto tra Deledda e le arti visive. Ora, parlare di questi temi mi porta molto indietro nel mio percorso di storica dell'arte. Addirittura il mio primo articolo, che mamma mia era del 1986, e nel quale ricostruivo gli esordi di Giuseppe Biasi nell'ambiente romano del primo Novecento, un ambiente che culturalmente era segnato dal socialismo umanitario e dal populismo, e dal punto di vista figurativo invece dalla ricerca della sintesi e dal secessionismo. Questo è un ambiente che una critica d'arte come Anna Maria Damigella a suo tempo, citando una frase di Guelfo Civinini, aveva definito la piccola avanguardia romana, per segnalare al tempo stesso, diciamo, la valenza innovatrice di questo contesto, ma anche delimitarne la portata rispetto alle grandi avanguardie internazionali che in quel momento stavano sorgendo. Questo ambiente vede Biasi muoversi tra diverse cerchie, a cominciare da quella della redazione dell'Avanti della Domenica, e poi ancora gli artisti che facevano capo al salotto di Giovanni Prini, quelli raccolti intorno a Giovanni Cena e a Giacomo Balla e a Duilio Cambellotti, che diedero vita all'esperienza delle scuole per i contadini dell'agro romano. A fare da tramite tra questi ambienti, che tra l'altro sono tutti collegati tra loro, e i giovani futuri protagonisti del movimento artistico sardo, Giuseppe Biasi e Filippo Figari, è Salvator Ruiu, un poeta e letterato sassarese molto vicino a Deledda, e appunto Deledda stessa, che di Ruiu era un po' la protettrice in questo periodo. Quel mio articolo poi fu ripreso con una certa ampiezza da Nicola Tanda in un saggio che confluì in seguito nella sua raccolta Dal mito dell'isola all'isola del mito. Ricordo questo fatto perché da quell'intervento di Tanda è poi scaturita l'idea di una Deledda secessionista, non soltanto inserita nell'ambiente che faceva capo alle mostre delle secessioni romane, ma anche pienamente partecipe delle istanze non solo figurative, ma addirittura culturali di quel clima e di quell'ambiente. E questa è un'idea che è stata poi raccolta dalla critica successiva. Anche di recente è stato possibile scrivere, l'ha scritto Dubravka Dubravec Labas, che cito, i cambiamenti nello stile e nella poetica letteraria della Deledda sicuramente provengono dai saldi rapporti che lei ha stretto con singoli artisti partecipanti a queste esposizioni, cioè alle mostre secessioniste. Alla radice di questa tesi mi sembra che ci sia un qualche fraintendimento del fenomeno delle secessioni, che è una cosa nota ma la ricordo, sono state dei fenomeni di distacco dalle preesistenti associazioni artistiche da parte di frange di giovani artisti desiderosi di trovare spazi di visibilità e di mercato. Invece i gruppi secessionisti non hanno avuto una caratteristica stilistica univoca, una fisionomia univoca, con una sola eccezione, la secessione di Vienna. Infatti l'aggettivo secessionista nel linguaggio storico-artistico viene impiegato correntemente per indicare determinate qualità formali che sono proprio della tendenza viennese, vale a dire geometrismo, decorativismo, bidimensionalità, eccetera. Quindi anche la secessione di Roma fu un'aggregazione composita di natura prettamente organizzativa, finalizzata
a rovesciare il monopolio della vecchia ingessata Società Romana degli Amatori e Cultori e a colmare il divario che esisteva tra Roma, divario sul piano delle istituzioni artistiche, tra Roma e Venezia con la sua Biennale. Invece la secessione non è stata, ripetiamolo, in nessun modo una tendenza estetica unitaria e riconoscibile, perché al suo interno c'erano tanto degli artisti, dei giovani che avevano moderate tendenze innovatrici, quanto degli artisti più tradizionali. Secessionisti erano Viani, Rossi e Martini, così come Ciardi, Fra Giacomo, Ettore Ferrari. Era insomma un ambiente stilisticamente molto variegato che escludeva soltanto l'avanguardia. Non c'erano i futuristi, malgrado ci fosse Giacomo Balla nel comitato organizzativo, e anche la presenza molto chiacchierata dei Pesci Rossi di Matisse nella sala degli impressionisti, sala alquanto raccogliticcia, alla prima secessione romana del 1913 fu giusto un episodio, diciamo così. D'altronde in quella secessione del 1913 non si trovò di meglio che dedicare le uniche sale personali ad un garbato scultore liberty come Paul Trubetskoy e ad un divisionista così un po' paludato come Plinio Nomellini. Nell'uno e nell'altro erano grandi templi di innovatori. Sulle mostre secessioniste c'è un'altra cosa da aggiungere, che erano molto aperte alle situazioni regionali. Per esempio nel 1913 c'era una sala di alcuni veneti, una dei pittori bolognesi, una della giovane Etruria, e questo fatto segnalò le mostre della secessione agli occhi dei giovani artisti che in quel momento si affacciavano sulla scena in Sardegna come un luogo per emergere, utile per emergere collettivamente sulla scena nazionale. E così nasce il progetto di allestire una sala sarda alla secessione romana del 1915, un progetto capeggiato da Biasi, che nelle 2 edizioni precedenti della mostra aveva cominciato a cogliere i primi successi, e poi dall'artista sardo che in quel momento era più noto in campo nazionale, ossia Francesco Ciusa. Un progetto che fallisce, questo perché c'era la guerra alle porte, ma anche e soprattutto perché la selezione degli espositori che Ciusa aveva operato era molto ecumenica, comprendeva artisti di qualità disuguale, molti poi furono scartati dal comitato organizzatore. E quando per la prima volta ho ricostruito questo episodio tanti anni fa, io stessa avevo parlato di secessione sarda, ma ancora una volta non intendevo con questo indicare un comune denominatore stilistico tra questi artisti. Anche il riferimento al modello della secessione romana, ecco, fu un riferimento ancora una volta squisitamente organizzativo, di natura organizzativa. Per gli artisti sardi le secessioni romane rappresentavano una piattaforma di grande visibilità sulla quale presentarsi in gruppo in campo nazionale e così facendo attirare l'attenzione su quelle tematiche regionali che a loro stavano particolarmente a cuore. Quindi non c'è un'unità figurativa, ancora meno si può parlare di una fisionomia distinta, comune, unitaria sul piano culturale. A me sembra davvero molto difficile attribuire alla secessione viennese il merito dell'elaborazione teorica di un pensiero mitico che avrebbe poi influenzato Grazia Deledda, avrebbe costituito per lei un punto di riferimento significativo. A me sembra che l'idea del secessionismo di Grazia Deledda poggi sull'identificazione tra secessione e primitivismo. Però il primitivismo non è stato se non un aspetto marginale all'interno delle secessioni romane che ha interessato una quota ridotta degli espositori. È vero invece per contro che il primitivismo è stato uno degli assi portanti del modernismo a livello internazionale, dai padri dell'antropologia moderna, Freud, da Picasso agli espressionisti tedeschi. E sicuramente è vero, come ha sostenuto sostiene la critica recente più attenta, Tanda compreso, che Deledda è stata partecipe di questo clima. Quello che mi sembra da rivedere, da ridiscutere, è che siano state le arti figurative a costituire un tramite importante nei confronti del modernismo internazionale. Questo nonostante la conoscenza e la frequentazione da parte di Deledda di tanti artisti, da Prini ad Antonio Maraini, da Plinio Nomellini a Lorenzo Viani. Questo è un segno, questa conoscenza e questa frequentazione sono un segno sicuramente di interesse, di apertura culturale, di curiosità nei confronti dell'arte contemporanea, ma mi pare che non vadano prese automaticamente come segno sicuro di un profondo investimento culturale nelle arti visive, così come un segno di questo investimento non può essere la vicinanza alla sorella Nicolina, della quale molto è stato detto. Nicolina Deledda era una pittrice dilettante e le cui prove artistiche sono state descritte come, cito, antiaccademiche, intenzionalmente antigraziose ed espressionistiche, ma
se noi guardiamo i lavori che di lei ci rimangono, sembrano più che altro frutto di una semplice imperizia tecnica, di un'insufficiente padronanza della tecnica. E quindi per quanto ne sappiamo, per quanto ne so io che non sono un'esperta della Deledda, lo confesso, qui ci sono tantissime persone che sulla Deledda sanno enormemente più di me, ma per quanto ne sappiamo al momento, e forse altri spunti potranno venire dagli interventi che su temi analoghi ci attendono nei prossimi giorni, ecco, io direi che al momento nel corso di una lunga carriera, nel contesto di una produzione artistica abbondante e ininterrotta, grazie a Deledda ha dedicato alle arti visive appena due testi d'occasione, e uno è una recensione della Biennale di Venezia del 1901 apparsa sul quotidiano L'Unione Sarda, e la seconda è una presentazione dello scultore Giovanni Prini pubblicata nel 1902 sulla rivista romana Cronache della civiltà elleno-latina. Il profilo di Prini Deledda lo definiva modesto articoletto senza nessuna pretesa di critica d'arte, ed è un articolo con un dichiarato intento promozionale nei confronti di un artista che era legato alla scrittrice. Deledda ne colloca l'opera tra verismo ed idealismo, la interpreta in chiave squisitamente letteraria, accentuandone i contenuti sentimentali, mentre per quanto riguarda il versante più propriamente figurativo si dimostra un pochino più incerta. Il modellato tipico di Medardo Rosso, questo suo modo di trattare la materia che è ricco di inflessioni Art Nouveau, ricco di spunti derivati da Medardo Rosso, da Leonardo Bistolfi, a Deledda sembra in precisione di tocco, e lei la scrive all'entusiasmo giovanile, dice: è naturale che egli non abbia ancora la pazienza del modellare. Quanto alla recensione alla Biennale del 1901, Deledda, che si era da poco trasferita a Roma, non si fa sfuggire l'occasione per visitare quello che era all'epoca il foro internazionale più importante per le arti visive, ma che era anche un luogo di incontri mondani, un luogo di socializzazione. L'articolo è dedicato ai pittori stranieri, e Deledda, nell'esame di questi artisti, rivela una lettura dei fatti figurativi in chiave di razze e di temperamenti, in accordo con la critica e con l'estetica positivista che in quel momento era diffusa. Per esempio, un ritratto dell'ungherese Ziegler è, cito, la rivelazione di un'anima e di una razza. Una tela di Sargent rende l'ultimo splendore di una razza e di un secolo. Nelle opere dello svizzero Burnand si coglie tutta una storia espressiva di razza, di natura e di sentimenti. Insomma, non c'è niente in questo articolo che si discosti dall'approccio che in quel momento era più corrente a livello di critica giornalistica. Quindi, stando a questi documenti, non sembrerebbe che le arti visive abbiano costituito per Grazia Deledda un tema di riflessione approfondita. La sua partecipazione alla cultura modernista mi sembra che passi per altri canali antropologici, filosofici, letterari. Viceversa, Deledda è stata, come dicevo, un riferimento imprescindibile per gli artisti sardi. Il discorso della espressione della razza è un terreno comune tra lei e loro, così come lo è quello della rivelazione della Sardegna autentica, del ribaltamento impositivo della sua immagine primitiva. Nel 1901, quando viene pubblicata la recensione della Biennale, il movimento artistico sardo è ancora agli albori, anche se ci sono alcuni operatori sparsi come a Nuoro, Giacinto Satta e Antonio Ballero. Dei due, Ballero, anche se non è proprio dotatissimo come pittore, è sicuramente quello più vicino al mondo deleddiano. I paesaggi divisionisti che dipinge tra il 1903 e il 1907 sotto l'influsso di Pelizza da Volpedo evocano le atmosfere di tristezza, di nostalgia, di struggimento che sono proprie della narrativa deleddiana. Ecco, sentiamo Deledda in Elia Sportolu. O pallide notti delle solitudini sarde, il richiamo vibrato dell'asciuolo, la salvatica fragranza del timo, l'aspro odore del lentischio e il lontano mormorio dei boschi solitari si fondono in un'armonia monotona e melanconica che dà all'anima un senso di tristezza solenne, una nostalgia di cose antiche e pure. La valenza sinestetica di una prosa come questa Ballero non riesce a renderla, però riesce ad evocare la visione deleddiana di una Sardegna primordiale, solenne, silenziosa, solitaria, e lo fa con una costruzione dell'immagine volutamente semplificata, costruita per piani paralleli, privi di centro, privi di episodi narrativi. I paesaggi divisionisti di Ballero, insomma, accolgono qualche cosa del lirismo di Deledda. Quello che non riescono a cogliere sono
sono la sua inquietudine, la sua tensione morale, questi sono aspetti che l'artista proverà a far propri in seguito, dopo il 1907, quando, rimasto privo di punti di riferimento estetici a causa del suicidio del suo mentore Pellizza da Volpedo, si dà alla ricerca di forme di espressione più drammatiche, quindi accantona il metodo divisionista per affrontare le composizioni di figura. Chiaramente usare la tecnica del colore diviso, la tecnica divisionista, applicandola alla figura era più complicato perché la resa anatomica risultava più ostica, no? Questo voltafaccia comunque porta Ballero dritto al verismo impacciato e agli effetti luministici così un po' grossolani, un po' teatrali di un quadro come Saria del 1908 che è ispirato ad un episodio della Via del Male. La materia umana così intensa, così dolente della narrativa dell'Ediana richiedeva probabilmente, per essere trasposta in immagini, dei mezzi figurativi più raffinati di quelli a disposizione di Ballero, che il più delle volte riesce soltanto a darci delle vignette folcloristiche a tinte forti. Poi su questa strada Ballero finirà anche per tagliarsi fuori dagli sviluppi più vitali della cultura artistica novecentesca e per incagliarsi, scusate, ho bisogno di un po' d'acqua, dicevo, finirà per rinchiudersi in una pittura piuttosto pesante, aneddotica e di gusto ritardatario. Questa involuzione di Ballero si deve, oltre che alla perdita del suo mentore Pellizza, anche all'esempio di un altro artista sardo vicino a Deledda, Francesco Ciusa. Francesco Ciusa che con maggiore autonomia di visione aveva trattato un tema analogo a Saria nel gesto La madre dell'ucciso, esposto con grande successo alla Biennale di Venezia del 1907. Ciusa, per sensibilità e per potenza espressiva, era probabilmente il meglio attrezzato per rispondere alla suggestione del modello dell'Ediano, perché quel mondo fatto di passione, di violenza, di fatalismo, di cupa rassegnazione che rimane estraneo a Ballero, è invece proprio quello da cui nascono le sue opere migliori degli anni 10. La ricerca di Ciusa si muove tra i due poli del realismo e del simbolismo, due poli che la critica ha molto spesso chiamato in causa a proposito di Deledda, e sono due componenti che nel caso di Ciusa si alimentano anche della sua formazione fiorentina vicino a Giovanni Fattori, il vecchio Fattori, che aveva mostrato come fosse possibile dare della realtà rurale un'immagine solenne e arcaica. L'affermazione di Ciusa a Venezia, lo sappiamo, riveste un valore quasi mitico per la cultura sarda sua contemporanea e viene letta come preludio per un futuro migliore per l'isola e fissa Ciusa nel ruolo di primo artista, così come Grazia Deledda era stata la prima scrittrice. Questo è un fatto che lo carica di tutta una serie di aspettative e di responsabilità sociali piuttosto pesanti. Tra i primi a fare carico a Ciusa di queste responsabilità c'era stata proprio Grazia Deledda, perché secondo un aneddoto abbastanza noto sarebbe stata Deledda, insieme al poeta Sebastiano Satta, a convincere Ciusa, nel momento del grande successo del 1907, a fare il ritorno in Sardegna invece di trasferirsi altrove, per esempio negli Stati Uniti, dove gli era stata offerta la direzione di un grande laboratorio di arti applicate, oppure anche nella stessa penisola, dove in quel momento sicuramente avrebbe trovato possibilità di lavoro. Ma Ciusa decide di ritornare in Sardegna e così facendo nel tempo si confinerà in una situazione periferica anche culturalmente, ma in quel momento, negli anni 20, degli anni 10, quella è una scelta che lo porta a rivestire i panni del vate dell'isola, del cantore del popolo sardo, di colui che ha scoperto la propria missione in quella di rivelatore della Sardegna. Ma questa era una missione che già Deledda aveva rivendicato come propria. Per Ciusa questa missione diventa un'autentica vocazione mistica che lo spinge verso composizioni sempre più statiche, bloccate, solenni, ieratiche, sempre più cariche di implicazioni simboliche. Ora, con il gesso Il Cainita, che viene esposto alla Biennale di Venezia del 1914, Ciusa tocca quello che è probabilmente il punto più alto della sua arte, lo tocca ancora una volta con un'immagine molto legata al mondo dell'Ediano. Il Cainita, cioè l'omicida, è una figura grave e meditativa dalla quale traspare tutta una riflessione sulla colpa, sul destino individuale, sull'ineluttabilità del male, ed è anche una figura molto concisa e castica dal punto di vista formale.
i particolari sono tutti condensati all'interno di questa linea geometrica del mantello, c'è una grande essenzialità, e queste sono soluzioni che tengono chiusa al di qua dell'arcaismo un po' enfatico, di ritmi secessionisti un po' funerei, che sono il prodotto invece dell'influsso di Deledda su altri artisti, come per esempio Melchiorre Melis, ma sono anche tentazioni a cui non sempre Ciusa era riuscito a sfuggire, come per esempio nella Sala dei Consiglieri del Palazzo Civico di Cagliari. Quindi l'influsso di Deledda per Ciusa si rivela positivo sul piano degli esiti estetici, ma non altrettanto su quello degli esiti di carriera. Invece nel caso di Giuseppe Biasi funzionerà a entrambi i livelli, ma Biasi era un artista molto diverso da Ciusa, diverso per estrazione sociale, perché veniva dalla borghesia intellettuale sassarese invece che dal ceto artigiano di Nuoro, diverso come formazione, aveva una formazione umanistica con laurea in legge invece che un diploma d'accademia, diverso come temperamento, perché Biasi era colto, ironico, sofisticato, quanto Ciusa invece era emotivo, passionale, entusiasta. E quindi anche il rapporto di Biasi con il modello deleddiano è differente, molto più consapevole, molto più programmato. Deledda ai suoi occhi è colei che ha mostrato come fosse possibile trasformare l'idea della Sardegna terra arretrata, miserabile, fuori dal tempo, nell'immagine di un altrove poetico e fascinoso, attraverso un processo di estetizzazione e di esotizzazione. Ma Deledda è anche un caso esemplare di affermazione professionale, perseguita con ostinazione attraverso la costruzione di una rete di rapporti al di fuori dell'isola, e Biasi da giovane proverà ad emulare la strategia epistolare di Deledda, e così come il suo uso dei canali dell'industria culturale. Prendiamo per esempio il suo rapporto con la rivista fiorentina Giornalino della Domenica, diretta da Luigi Bertelli, il mitico Vamba. Biasi vince nel 6 il concorso per una copertina e subito si mette a scrivere a Vamba chiedendogli ulteriori collaborazioni, chiedendogli di illustrare i suoi testi, e così si guadagna un discreto spazio all'interno del periodico, e poi si trasformerà anche in un mediatore tra Bertelli e Deledda nel tentativo di assicurare alla rivista una collaborazione che per lui avrebbe voluto dire la possibilità di illustrare i testi della scrittrice. Siccome Deledda riluttava a mollare i diritti delle sue novelle, Biasi va in missione diplomatica sull'Orthobene, trova anche pane per i suoi denti, però comunque alla fine la trattativa va in porto, e nel dicembre del 1909 esce il primo testo deleddiano illustrato dal pittore, e la novella Il maialino di Natale, e si vede subito come l'attitudine di Biasi sia quella di prevaricare il contenuto narrativo del testo deleddiano. Deledda aveva scritto a Vamba che il suo intento era quello di dare ai giovani lettori nozioni degli usi e i costumi della Sardegna, ma questo intento descrittivo Biasi lo salta a pie pari, e invece punta a una semplificazione delle immagini che ne possa sottolineare il valore evocativo e fantastico. E probabilmente lui stesso avverte un certo scollamento tra i suoi disegni e i testi che dovevano illustrare, perché scrive a Vamba: ho paura che quelle illustrazioni siano un po' oscure, e qui oscure va inteso sia in senso letterale che metaforico. Quella grande meno male ancora, ma quella con paesaggio lunare eccetera l'avrei abolita volentieri. Ora, questa tendenza ad una sintesi formale ricca di suggestione evocativa si approfondisce nelle opere successive e porta Biasi a composizioni statiche dal ritmo arcaizzante, in cui gli spunti descrittivi, gli spunti aneddotici si riassorbono nel tessuto decorativo dell'insieme. Sono immagini attraversate da una vena di ironia sentimentale che serve a correggere, a smorzare le asprezze espressionistiche che qua e là emergono, e questo è lo stile con cui Biasi nel 1913 si presenta alla prima mostra della secessione romana, e questo è lo stile che spinge una parte della critica ad apparentarlo ai sintetisti e primitivisti Viani, Rossi, Martini e Casorati. Ed è secondo me una cosa un po' strana, viene da meravigliarsi se ci si pensa, che grazie a Deledda si riconoscesse totalmente in queste illustrazioni. Che ci si riconoscesse noi lo sappiamo, perché lei stessa gliel'aveva scritto nel 1909, più che ammirarle io le sento e mi sembrano perfette. Ma come mai questa identificazione così totale? È vero che i due avevano in comune la tendenza all'estetizzazione della materia trattata, però è anche vero che la dimensione di interiorità sofferta che è al centro dei romanzi deleddiani è fuori dalle corde di Biasi.
completamente fuori. Biasi premia invece il pedale della stilizzazione decorativa, con immagini di un'eleganza calcolata, ricche di suggestioni letterarie, immagini in cui si mescolano con disinvoltura spunti alti e bassi, Klimt e Zuloaga, poi negli anni 20 saranno Matisse e gli espressionisti da una parte, e dall'altra i figurini di moda e le illustrazioni déco. Quella di Biasi è una pittura che si nutre premeditatamente di una pluralità di spunti culturali. E a questo proposito è interessante un foglio di appunti che è stato riprodotto in facsimile ma non commentato da Maria Elvira Ciusa qualche tempo fa. È interessante perché rivela il grado di consapevolezza che caratterizza il processo creativo di Biasi e il tipo di intenti che il pittore persegue. A proposito della tempera, la canzone del pappagallo, Biasi scrive, ad esempio, cito, un po' Verlaine, fête galante, sardificato, giapponesismo, ceramiche, caricatura musicale, e per altre opere annota caricatura, sintetismo, primitivismo. Gli aggettivi che ricorrono di più in questa paginetta di appunti sono signorile ed elegante. Sono due aggettivi che chiaramente ci portano in una direzione diversa da quella della narrativa dell'Ediana. Nonostante questa differenza di fondo, a dispetto anche delle metamorfosi sia stilistiche che ideologiche che Biasi subirà in seguito, Biasi si porta dietro fino alla fine l'imprinting culturale trasmessogli da Deledda. Ancora nel 1935, in un pamphlet scritto da un punto di vista piuttosto reazionario contro l'establishment artistico italiano in difesa delle situazioni regionali, Biasi scrive, parlando della Sardegna, scrive delle frasi che ancora echeggiano la visione di Deledda. Quando si viene qua giù per guardare le cose da vicino non si fa fatica a persuadersi che questo non è un popolo barbaro, la sua civiltà è nobile e antica. I visitatori vedranno l'incedere di queste donne con un passo che non è un passo di contadina. Il gesto, la grazia vengono da lontano ed un gentiluomo di razza che venga qui e sempre quando viene capisce subito che qui c'è una razza. Quindi ancora una volta la razza, come in Deledda, il discorso della razza si fonde con la rivendicazione dell'intrinseca dignità del popolo sardo. Il primitivo non è più sinonimo di arretratezza ma di nobiltà ancestrale. Nel contesto della cultura primo-novecentesca, il primitivismo di Deledda, di Biasi, così come degli altri artisti sardi, si presta ad essere letto in chiave positiva come una demistificazione degli stereotipi razzisti con cui all'epoca si guardava alla Sardegna, così come anche alle altre popolazioni del meridione d'Italia. E appunto, salvo rare eccezioni, in questi termini questo primitivismo è stato interpretato. D'altra parte, ancora fino agli anni 80, questa era la lettura prevalente. In un catalogo che costituisce un caposaldo della ricostruzione del primitivismo figurativo, il catalogo della mostra Primitive in 20th Century Art, di una mostra del MoMA del 1984, questa è ancora la lettura che prevale. Però in tempi più recenti, alla luce del pensiero di Edward Said, della sua nozione di orientalismo, questa prospettiva si è modificata e il fenomeno primitivista ha cominciato a essere visto come il prodotto di una dinamica, di un meccanismo di potere che oggettivizza l'altro anche quando ne dà una rappresentazione idealizzata di quest'altro. Oggi nella letteratura storico-artistica, ma anche non solo, ecco, l'idea di primitivismo, il concetto di primitivismo tende a perdere quell'alone positivo, quell'alone utopico che in precedenza lo circondava e ha acquistato delle connotazioni negative legate alla sua associazione con lo sfruttamento coloniale. Questa è una prospettiva che nel caso di Biasi, visti i suoi sviluppi successivi, il suo, diciamo, consentimento all'ideologia colonialista del regime fascista, può anche essere giustificato. Però mi sembra una prospettiva comunque interessante, anche al di là del caso di Biasi, cioè nel quadro dell'orientalismo interno primo-novecentesco, uso questa espressione che applica alle popolazioni del sud d'Europa la nozione di orientalismo utilizzata da Said. Ecco, nell'orientalismo interno primo-novecentesco l'operazione messa in atto da Grazia Deledda e dai suoi artisti si può vedere come un'appropriazione da parte della borghesia locale in cerca di affermazione dell'immagine primitivizzata dei contadini sardi, che viene trasformata in simbolo identitario e rispedita al mittente, cioè alla cultura italiana intrisa degli stereotipi razzisti dell'antropologia dell'epoca. E questa è un'operazione sicuramente
complessa, sfaccettata, ricca di sfumature sulla quale adesso non c'è neanche modo di addentrarsi, ma mi sembra un'interpretazione interessante perché in questa operazione l'appropriazione coloniale dell'altro si fonde con la libertà fantastica che è propria della ricerca estetica, quindi l'immaginazione letteraria e figurativa si intreccia in maniera molto stretta con le questioni di identità, di dominazione, di controllo che sono alla base della dinamica del primitivismo. Mi sembra quindi che questa prospettiva possa anche essere utile così per complicare, spero utilmente, anche il discorso critico sui temi che qui ci interessano. Grazie. Grazie Giuliana, interessantissimo perché sicuramente non è un argomento che trattiamo con facilità, quindi è una scoperta che comunque ci consente anche di inserire Grazia Deledda in un contesto italiano di arti figurative che comunque si muove intorno a lei, anche se come dicevi lei proprio non ha mai dato un grande spazio alle arti visive, però si muove intorno. E lei in qualche modo comunque qualche volta fa da magnate, no? Come sicuramente è capitato nei confronti di Biasi. Quindi veramente molto interessante per quanto mi riguarda, grazie. E ora vediamo se i ragazzi hanno ancora del tempo a loro disposizione, le professoresse, o dovete andare via perché dovete scappare. In questo caso allora, se non ci sono domande da parte vostra, noi vi lasciamo liberi e vi ringraziamo comunque della vostra partecipazione. Io ringrazio tutti i relatori che sono stati splendidi, eccezionali per le loro conversazioni e per la crescita che ci hanno regalato nella giornata di oggi. E c'è un buffet, grazie. Ah, rimandato.